Nuova puntata di penalty su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, un altro ennesimo appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano. In questa puntata il campionato di Serie D vede soprattutto il pareggio della Gelbison fuori casa e l'assonante vittoria anche del Paternò contro l'FC Messina. Nel campionato di eccellenza, vittoria dell'Akragas 2018, ma vittoria anche della Nissa. Sono infatti queste le due squadre che troviamo al primo posto nel girone A, appunto, del campionato di eccellenza. Nel girone B, conferma dell'Igea 1946 che liquida con un perentorio 4-0 la Virtus Ispica 2020. Nel campionato di promozione, per quanto riguarda il girone A, pareggio della Risultana San Lorenzo fuori casa ad Alcamo. Nel girone B, la vittoria del Milazzo che permette alla squadra messinese di volare al primo posto in classifica. Nel girone C abbiamo la conferma invece del Real Aci, mentre nel girone D la sconfitta della Nuova Città di Gela permette al Mazzarone di volare al primo posto appunto nel campionato di promozione. Si parlerà come al solito anche di prima categoria con i risultati e le classifiche, tutto questo tra pochissimo qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. L'appuntamento con penalty. Bentrovati telespettatori di Gold 78, rieccoci con la nuova puntata di penalty, come al solito il calcio dilettantistico protagonista nelle puntate che vanno in onda appunto su questa frequenza il martedì alle 21 e poi in replica anche dopo la mezzanotte del mercoledì. Ad aprire questa prima parte il direttore sportivo Salvo Castorina. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. So che stai seguendo tantissimo in questo periodo tra Lega Pro e anche un po' di Serie D. Eh sì, ci teniamo aggiornati, è giusto, fa parte del lavoro. Quindi. Che campionato di Serie D c'è quest'anno? Avvincente rispetto agli altri anni perché non c'è la squadra ammazza campionato, almeno in queste prime. E la sorpresa, quella che un po' ti ha spiazzato rispetto all'inizio di stagione? No, sorprese non più di tanto, devo dire che secondo me i pronostici sono rispettati. Sicuramente ora il Lamezia sta cercando di rafforzarsi ancora di più perché crede nella vittoria, non sta lesinando energie economiche, quindi. Beh, anche la Gelbison non scherza, eh? Ma lì un discorso è diverso. La Gelbison è una squadra che nasce da un progetto quadriennale, ogni anno hanno inserito un tassello nuovo. Quest'anno con l'allenatore Esposito sì. Probabilmente hanno fatto il passo più importante. Manu Gonzalez, Corrado, Coris. Hanno aggiunto qualcosina rispetto alla squadra l'anno scorso e l'hanno migliorata. E la Lamezia, ripartendo da zero, è andato su, tra virgolette, l'usato sicuro, però ha preso giocatori che in C ancora fanno la differenza. Anche perché poi la piazza di Lamezia la conosciamo, è anche un po' più importante rispetto a quella della Gelbison. Però se la giocheranno, io immagino anche che la Cavese ora, da giorno 1, col mercato dicembrino farà qualcos'altro perché anche lei è molto vicino. Insomma, cantieri aperti ovunque. Dappertutto, dalla prima all'ultima. È vero, è vero. Guardiamo subito i risultati per quanto riguarda questa nuova giornata del campionato di Serie D. Tredicesima giornata, guardiamo subito i risultati. Cavese 1919 batte Real Aversa 1925 1-0, Città di Aciriale Portici 1906 1-1, Cittanova Gelbison 0-0, Trapani batte San Luca 2-0, Paternò batte FC Messina 8-1, Castrovilla ribatte Santa Maria Cilento 3-1, Rende Calcio Licata 1-1, San Cataldese batte Biancavilla 3-2, Troina Giarre 1-1 ed infine FC Lamezia batte Città di Sant'Agata 2-1.
In classifica conferma della Gelbison, al primo posto con 33 punti, 31 per l'FC Lamezia Terme, 27 Cavese 1919, 25 Paternò, 24 Città di Aciriale, 23 punti Santa Maria Cilento, con 22 punti il Cittanova, 21 per il Real Aversa 1925, 20 punti il Licata, 17 Città di Sant'Agata e Trapani, 16 punti San Luca, 15 Portici 1966, 13 punti Rende Calcio e Castrovillari, 10 punti la San Cataldese, con 8 punti l'FC Messina, 7 punti il Giarre 1946, 6 punti il Biancavilla e chiude la classifica il Troina con 4 punti, ricordando i 6 punti di penalizzazione. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 5 dicembre 2021. Questi gli incontri. Biancavilla Rende Calcio, Castrovillari San Cataldese, Lamezia Terme Cavese 1919, FC Messina Troina, Gelbison Città di Aciriale, Giarre 1946 Santa Maria Cilento, Licata Trapani, Portici 1906 Città di Sant'Agata, Real Aversa 1925 Paternò ed infine San Luca Cittanova. Ed iniziamo con la Cavese 1919 che vince in casa contro il Real Aversa 1925. Un Real Aversa, Salvo, che all'inizio di stagione sembrava potesse diventare veramente una delle squadre importanti anche in prospettiva promozione, poi si è smarrita. Sì, loro hanno perso la prima in casa col Santa Maria Cilento e poi hanno fatto una serie di vittorie di fila, ma in ogni caso il Real Aversa è costruito per fare un campionato di medio-bassa classifica, quindi sulle aree dell'entusiasmo hanno messo fine in cascina per la parte finale della stagione. Per la parte finale della stagione, sapendo che ora col mercato dicembrino inizia un nuovo campionato, ma la loro idea è quella di fare un campionato tranquillo, di salvarsi quanto prima. Mentre invece la Cavese, che ha mandato a casa Ferrazzoli, adesso si ritrova in un momento importante della stagione. Tu hai detto che sicuramente agiranno sul mercato, ma quanto il mercato potrà incidere per avere un cambio di passo? No, per queste piazze importanti il mercato incide parecchio, perché Cava è una delle big del girone del campionato di Serie D in generale, quindi non avranno difficoltà a fare mercato. Bisogna capire le idee del nuovo allenatore, se si sposano con quelle del vecchio dovranno fare qualche piccolo intervento, fare degli interventi più corposi. Tra l'altro c'è da recuperare 6 punti e non sono pochi. No, assolutamente, anche perché la Gelbison ancora è imbattuta, non conosce sconfitte, sta facendo benissimo dentro e fuori, quindi bisogna capire alla prima difficoltà la Gelbison come potrà reagire, perché fisiologicamente una sconfitta prima o poi arriverà o qualche passo falso, bisogna capire poi come loro reagiranno, però è anche vero che Cavese e Lamezia sono messe lì pronte. In agguato. Certo. Guardiamoci subito gli highlights. La vittoria della Cavese proprio 1-0 contro il Real Aversa 1925. Sul campo del Simonetta Lamberti, reso complicato dalla pioggia, la Cavese ha battuto la Real Aversa nella partita del debutto di Emanuele Troise sulla panchina bianco-blu, ma ci sono voluti 82 minuti per piegare la retroguardia aversana. Molto solida la formazione di mister Sannazzaro, che aveva preparato bene la gara, anche se condizionata dal terreno pesante. I metelliani hanno ridotto a 6 i punti di distacco dalla capolista Gelbison, che ha pareggiato sul campo del Cittanova, ma tra la Cavese e il primo posto c'è sempre il Lamezia Terme, che ha vinto nei minuti finali con il Sant'Agata. La prima Cavese di mister Troise è priva di diversi calciatori: Bacio Terracino, D'Angelo, Conè, Zielski e Potenza, ai quali si aggiunge all'ultimo anche Viscomi per motivi fisici. Per l'Aversa mancano invece il regista del Prete infortunato e il difensore russo squalificato. Con le immagini di Vittorio Emanuele vi documentiamo la partita della Cavese con l'Aversa, a cominciare da questo curioso episodio. I giocatori bianco-blu, già col lutto al braccio per esprimere vicinanza al presidente Santoriello, reduce da un grave lutto, restano fermi per un minuto come se fosse di raccoglimento e poi battono improvvisamente il pallone in profondità. A fine primo tempo l'arbitro Mallardi di Bari lo conteggerà come minuto effettivo. Per l'Aversa c'è un primo tentativo di testa del difensore Gala, para senza problemi Anatrella. Poi gli Aquilotti, schierati col 4-3-2-1, osano di più. Tiro di Romizzi al 10°, palla a lato.
Gli ospiti tentano sovente la verticalizzazione per la punta alla Monica, ma i difensori metelliani lo controllano abbastanza bene. Al 26esimo tiro di Carbonaro che trova pronto De Simone, il quale poi si ripete al 28esimo sulla battuta dal limite di Kosovan. Il tempo si chiude con un tiro senza pretese di Russo, palla fuori. Nella ripresa la Cavese insiste un po' di più, ma rischia di allungarsi. Qui vedete un tiro dal limite di Russo che trova pronto Anatrella al salvataggio. Poi Troise si gioca la carta Diaz e i biancoblù si rendono più martellanti sulle fasce esterne, da dove scaraventano dei cross insidiosi. All'82esimo arriva però la rete della vittoria della Cavese. Imposta Majorano, l'altro dei nuovi entrati, riceve Gabrieli che poi mette al centro per Diaz che sorprende prima Hutzol e poi il portiere De Simone, 1-0. L'Aversa prova a recuperare il risultato, ma non trova impreparata la difesa metelliana e così il risultato resta invariato. La Cavese vince, ha ampi margini di miglioramento, ma i 3 punti sono importanti. Domenica prossima, allo stadio Guido Di Ippolito di Lamezia Terme, c'è Lamezia Cavese. Si è conclusa invece 1-1 la partita tra Città di Aciriale e Portici. Occasione mancata per la squadra acese, che ne pensi, Salvo? Occasione mancata per mettere anche per l'Aciriale, per mettere fieno in cascina, perché dico, anche se hanno una squadra di qualità, non credo che siano proiettati per Insomma, le non ti benissime convince posizioni. attualmente questo quinto posto allora? No, è un'ottima squadra, ma non è una squadra che può lottare per la vittoria finale, è una squadra che divertirà, che farà divertire il pubblico, ma si attesterà in zona playoff, cioè non possono ambire a qualcosa di più secondo me, anche perché hanno una panchina corta e alla qualche fine infortunio anche di qualche troppo. infortunio di troppo, la panchina corta, i cambi contati, e se tu devi fare una squadra per lottare per le prime posizioni devi avere anche le alternative. Certo. Infatti i risultati dicono che a Licata hanno perso perché avevano qualche defezione di troppo, col Portici in casa hanno pareggiato, il Portici veniva da 5 partite senza Effettivamente vittoria. sono stati persi punti importanti che forse l'avrebbero magari proiettata ancora più in alto in classifica. Sì, ma bisogna capire qual è quello che loro vogliono fare. Effettivamente nessuno ancora comprende quale deve essere il percorso di questa Aciriale. Deve stare in alto in classifica per poterlo vincere o per divertire. Cioè, bisogna capire anche alle spalle. C'è un dubbio su questo, è vero. Capire alle spalle cosa hai, cosa vuoi fare. È vero. Se lo puoi fare. Parliamo un po' di questa Gelbison. Ha pareggiato fuori casa, però ha dimostrato fin qui che sicuramente ha le qualità per lottare proprio probabilmente sino all'ultima giornata. Credo che su questo siamo tutti d'accordo. Sì, ha un allenatore preparato, ha un'idea... Giovanissimo, perché Sì, l'anno scorso era col Santa Maria Cilento, ha fatto un bellissimo campionato e un po' inaspettatamente la Gelbison lo inserisce come primo allenatore, togliendo Ferrazzoni che a sua volta aveva fatto anche una bellissima stagione. Sì, però è anche vero che bisogna capire tu cosa vuoi da un tecnico, no? Probabilmente hanno visto nell'allenatore delle qualità in più, una futuribilità per un progetto che già loro portano avanti da anni, e i risultati a oggi stanno dando ragione, ma anche se non dovessero vincere, probabilmente l'anno prossimo, anche perché loro hanno una proprietà forte, molto forte economicamente, quindi probabilmente l'anno prossimo investiranno ancora fin quando poi saranno pronti per... Quindi tu mi stai dicendo che se dovessero andare eventualmente in Lega Pro, la società è già pronta per affrontare la Lega Pro? Certo, la proprietà è forte alla Gelbison. Guardiamoci gli highlights: pareggio fuori casa appunto della Gelbison, 0-0 contro appunto il Cittanova. Sul punto di battuta Pinto, si riparte con Maggio che vede Petrucci sulla sua fascia, ma si accentra Maggio al centro, Maggio, pallone sui piedi di Meola, ancora Gagliardi che si incula in area di rigore, Gagliardi, è uno schema, ecco Bonanno, ancora il pallone che viaggia verso Meola, un tiro che fa la barba al palo, pallone verso Meola che vede Maggio sulla sua sinistra, pallone al centro, ma ancora viene fatto corso
verso dai 35 metri. Pallone lungo in direzione di Petrucci che ha un ottimo controllo. Pallone verso Bonanno. Sinistro imperiale di Bonanno. Maggio verso Bonanno. Bonanno contratta all'ultimo minuto. Ancora il pallone al centro. Biondo. Che cosa ha fatto Bonanno? Un demonio. Come questo ragazzo Maggio che dà la palla al centro. No! Cosa ha sbagliato? 2 contro 4. Maggio da solo si incuna in area di rigore. Maggio! Incredibilmente il pallone finisce fuori dopo un'azione personale di Maggio. Maggio ha un buon controllo. Maggio si rialza. Maggio, ancora Maggio. Il pallone! Basta! Gol annullato! Fuori gioco! La partita finisce, però una gran bella partita, Pasquale. Assolutamente. Primo pareggio del Cittanova, ma equivale ad una vittoria perché la squadra ha dimostrato grandissima qualità. Complimenti. Abbiamo giocato contro, secondo me, la squadra più forte in assoluto che ho visto fino adesso. Tra tutte quelle che abbiamo incontrato è quella che mi ha impressionato di più, ma per la sensazione di squadra che ti dà. E poi la partita, ok, magari prende una piega un po' diversa per loro, nel senso perché noi siamo stati bravi, siamo stati forti a imporre i nostri ritmi, soprattutto il primo tempo e a tratti un po' nel secondo tempo, però poi è normale che un po' di stanchezza sia affiorata, però devo dire che abbiamo interpretato bene la gara sin dal primo all'ultimo momento e quindi c'è da fare i complimenti nuovamente ai ragazzi ed è un piacere riceverli comunque a fine partita dalla squadra avversaria, da tutti i componenti, non c'è stato uno che non si è avvicinato a farci i complimenti, quindi questo la dice lunga sul fatto che loro comunque sapevano alla vigilia di incontrare una squadra, sì, di ragazzi, ma che sa il fatto suo, che gioca bene, che sta un po' meravigliando un po' in giro per l'Italia, un po' tutti. Io invece ritengo che si sia vista tutta la squadra prima in classifica. Non fate ancora facce storte, fatemi dare il tempo di argomentare. In una giornata in cui siamo stati in grossa difficoltà, per merito di una squadra che ha giocato ad altissima intensità e con grandissima qualità, siamo riusciti a portare a casa un punto che può sembrare niente, ma è un punto importante. Per questo dico che abbiamo dimostrato di essere meritatamente la prima della classe, perché in una giornata storta, un po' per demeriti nostri, molto per demeriti della nostra squadra e dei nostri avversari, siamo riusciti a portare un punto a casa. Non mi ha sorpreso il Cittanova, perché l'avevamo visto, l'avevamo studiati in presentazione di gara. Non so se avete visto la conferenza stampa di pre-partita, avevamo detto quali erano le caratteristiche del Cittanova, le hanno dimostrate tutte. Bisogna fare i complimenti quando è doveroso ai giocatori avversari, all'allenatore avversaria e anche, ripeto, ai miei ragazzi che con una prestazione probabilmente sottotono hanno ottenuto la porta inviolata e hanno portato un punto a casa. Arriva Morgia e il Trapani ritorna alla vittoria. Salvo, un Trapani che ha iniziato proprio male questa stagione. Sicuramente la vittoria è un toccasana per il Trapani e per tutto l'ambiente. Hanno passato un mesetto e mezzo particolare. Ma sono partiti in ritardo secondo te? Allora, Oppure è successo proprio che qualche giocatore non ha reso, lo stesso mister, forse evidentemente non era il mister giusto per questa realtà trapanese? Sicuramente il mercato l'hanno fatto in ritardo perché tra cambi di proprietà e quant'altro sono partiti in ritardo. È anche vero che il mercato non è stato un mercato da Trapani, però io credo che questa cosa loro l'abbiano detta ai tifosi, che sarebbe stato un anno di transizione. Si aspettavano qualcosa di più da questo gruppo, da un allenatore emergente. Ora sono andati su un usato sicuro che sicuramente darà
un po' più di serenità e po' più metterà di un po' di esperienza anche. ad un gruppo che ne aveva necessità. Tra l'altro tu hai avuto quasi un approccio trapanese al termine dell'estate, e poi che cosa è successo? Ma, diciamo che più che un approccio sembrava che fosse tutto fatto, no? Infatti. E poi c'è stato questo cambio di proprietà che non è avvenuto, e allora È saltato è saltato tutto. Purtroppo o per fortuna, vuol dire che doveva andare in questa maniera. Sappiamo però benissimo che piazza è Trapani. Certo, ma infatti è stato un peccato non poter far parte di quella struttura, però quando delle trattative non vanno in porto. Meglio fermarla in tempo, no? Perché poi si rischia di andare... Io ero stato contattato dall'eventuale proprietà minore, quindi è normale che la proprietà Mazzara e quant'altro si avvalesse dell'aiuto di altri professionisti. Poi nel calcio funziona così, no? Certo, Ti certo. identificano anche se tu non hai legami, e quindi vanno da altre parti. Io spero che Trapani possa fare un campionato dignitoso, possa raggiungere... E costruire magari per la prossima stagione. Possa raggiungere le zone alte della classifica, anche se non credo che potranno mai lottare, però è anche vero che i tifosi hanno bisogno di energia positiva per rinnamorarsi di quella maglia. Di quella maglia. Guardiamoci le interviste post partita, appunto dopo la vittoria del Trapani 2-0 contro il San Luca. Tredicesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Il Trapani ospita al provinciale il San Luca nella prima partita con in panchina mister Massimo Morgia. Cambia modulo il nuovo allenatore Granata, 3-4-3 per lui. In porta Recchia, Maltese, Pagliarulo, Galfano in difesa, Lupo, Buffa, Olivera, Santarpia a centrocampo e Vitale, Musso e Gatto in attacco. Al quinto è il Trapani ad avere la prima occasione, ma Musso spara alto sopra la traversa. 2 minuti dopo, ancora Musso, serve Santarpia, scuffia, mette in angolo. Al 13° ancora il Trapani in avanti, Gatto fa partire il suo tiro, il difensore del San Luca interferisce, scuffia, salva l'autogol. Al 19° ci prova Lupo dalla lunga distanza, provvidenziale l'intervento del portiere del San Luca. 1 minuto dopo il gol del Trapani. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Maltese realizza, è 1-0. Al 31° punizione per i Granata, Scuffia respinge coi pugni il tiro di Gatto. Al 38° prima azione degna di nota per il San Luca, Recchia a presa sicura. Ma è al 41° che gli ospiti sfiorano il pareggio, prima è Recchia ad opporsi e poi Capitan Pagliarulo salva sulla linea. Il primo tempo si chiude sull'1-0. Prima parte della seconda frazione un po' soft per entrambe le formazioni, bisogna attendere il 63° per il tiro di Olivera che supera la traversa. Al 68° prime sostituzioni per il Trapani, dentro Pipitone e Alessio Barbara, fuori Vitale e Santarpia. Al 71° gli ospiti trovano la conclusione con Pelle, Recchia però ci mette la mano. Al 73° il raddoppio del Trapani, Oliveira vede Gatto che insacca e 2-0. Al 77° esce Gatto per Tedesco, 5 minuti dopo è la volta di De Felice per Musso. All'89° Lupo lascia il posto a Muñoz per i minuti finali. Termina con una vittoria il debutto sulla panchina dei Granata di mister Morgia, prossimo impegno del Trapani domenica prossima a Licata. Un commento alla partita, io penso che devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, da quelli che hanno giocato a quelli che non hanno giocato, a tutto lo staff tecnico che ho trovato qua, a tutto il gruppo, perché in 3 giorni mi hanno sempre seguito, e anche a chi mi ha preceduto, perché la squadra comunque una squadra tonica, una squadra che corre, quindi significa che è stato fatto bene anche prima. Se parliamo di rivelazione nel campionato di Serie D, sicuramente il Paternò lo è a pieno merito. 8-1 contro l'FC Messina, un Paternò che ha sorpreso tutti, anche e soprattutto gli addetti ai lavori. Diciamo che la sorpresa, per chi non lo conosce, doveva essere l'allenatore, doveva essere Alfio,
ma non è così, perché lui negli anni passati in promozione con la Sant'Antonio, in eccellenza, bene. Alfio è iniziato dalla terza categoria ed ha sempre studiato, si è sempre aggiornato, ha fatto quello che è giusto che faccia un allenatore, cercare di migliorarsi, quindi quest'anno ha avuto questa opportunità. Un suo è stato un trend di crescita continuo. Ha avuto questa opportunità. A Paternò c'è Vittorio come direttore sportivo, che è un vecchio volpone, quindi gli ha messo a disposizione una squadra equilibrata in tutti i reparti. Qualche nome nuovo, tra l'altro, anche tra i giocatori. Sì, per esempio questo Camarà è interessantissimo. Questo è un bel colpo, questo è un ex primavera della Juve, dell'Inter, ha anche esordito in Serie A. Però Alfio sta mettendo tantissimo del suo, perché alla fine si può avere dei nomi, però hanno proprio delle idee tattiche ben precise. Io l'ho visto un paio di volte e non mi hanno impressionato, perché conosco Alfio, conosco come lavora, ho visto in passato, l'anno scorso delle partite 2 anni fa. È una sorpresa positiva, e quando un allenatore giovane fa bene, e poi un amico, un ragazzo come noi... Io dico sempre che Alfio ha una grande qualità, quella di sapere leggere anche la partita, che non è facile e non tutti ci riescono. Lui è bravo, è andato lì tra lo scetticismo di tutti, e secondo me può fare ancora meglio, e si possono togliere grossissime soddisfazioni, e poi l'anno prossimo... Diciamo che sono a 8 punti dalla vetta, è impensabile sognare. Che sono a 15 punti dal quarto ultimo posto, dal sest'ultimo, e questa già che è la cosa più è sicuramente una nota positiva. Quindi si salveranno quanto prima, e poi si divertiranno come giusto che sia. Già è vero. le loro soddisfazioni le stanno prendendo, e le continueranno a prendere, se continuano a giocare con la intensità e la voglia che stanno mettendo domenica dopo domenica. Guardiamoci gli highlights. 8-1 la vittoria contro l'FC Messina. Sportivi paternesi, amici di Messina, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la 13ª giornata del campionato di Serie D. Partiti. Abbiamo la battuta di Scoppetta in avanti per Foderaro, ecco Foderaro, entra in aria, Foderaro gira! E Foderaro aspettava la palla, la riceve ora. Ecco Foderaro entra in aria, pallone al centro e deviazione. Per un soffio, ancora Foderaro, pallone per Dama al centro dove c'è il Paternò e c'è il gol! Alessandro Cangemi ha portato in vantaggio i rossazzurri quando siamo giunti al 5° minuto. Camarà, vediamo se tende il dribbling, dà il pallone a Mangiameli dribbling, Mangiameli al centro dove c'è Foderaro, di testa Foderaro, colpo di testa di Cangemi, ma era fuori gioco. Sconti di prima intenzione nella zona di Foderaro, ecco Foderaro che può anticipare il portiere con un tuffo a volo d'angelo. Sambapè, ma Rizzo alla meglio, ancora Rizzo in dribbling, Rizzo per Camarà entra in aria, Camarà! Valente viene fermato ma solo per un attimo, Massa, Cangemi, Basualdo, Camarà di prima per Foderaro, ecco Foderaro per Camarà, dribbling e tiro e gol di Gaston Camarà, 2-0, Gaston Camarà, Paternò 2, FC Messina 0, il gol di Gaston Camarà. Pallone nella zona di Foderaro, ecco Foderaro che è in gioco, e Foderaro entra in aria, palla per Cangemi e c'è il gol del Paternò, doppietta di Alessandro Cangemi e Foderaro, assist man, 3-0 del Paternò. Pallone in avanti dove c'è Latella che respinge con i pugni, pallone per Molleon, tiro, Basualdo respinge, Valente, tiro di Valente, ancora deviazione, Mangiameli su Orlando, tiro di Orlando e palla che sfiora. Ora l'FC Messina è buon tempo con un bel tuffo, riesce ad avere la meglio su Orlando. Ora il Paternò, Orlando, palla corta per Cangemi, ancora Rizzo dove c'è buon tempo e palla sulla traversa. Palla per Foderaro di buon tempo, Foderaro controllo, tiro di Foderaro e magnifico gol, il gol di Foderaro, un gol eccezionale. Visconti in velocità per Foderaro, ecco Foderaro, entra in aria e si è fatto ingolosire. Cangemi in avanti, la palla è buona per Foderaro, ecco Foderaro entra in aria, Foderaro al centro per Rizzo controlla,
pallonetto, traversa di Rizzo, è la seconda traversa che coglie. Camarà, tiro di Camarà e palla in gol di Camarà, Gaston Camarà. Palla per Camarà, ecco Camarà, entra in area, palla al centro per Foderaro, di testa Foderaro, è parata. Palla dietro per Giuffrida, viene fermato da Basualdo, ecco Basualdo, entra in area, tiro di Basualdo e gol, il 6-0 di Thomas Martinez Basualdo. Ecco il Paternò, Rizzo, ripalla per Foderaro, tiro e gol di Foderaro, Orlando. E c'è il gol dell'FC Messina. Ecco Rizzo nella zona di Castagna, ecco Castagna, Tuberto col portiere, Castagna dribbling, palla e gol, l'8, Michael Pappalardo, e l'arbitro decreta la fine dell'incontro. Paternò 8, Messina, FC Messina 1, i gol al quinto di Cangemi, al 16° di Camarà, al 25° di Cangemi, al 40° di Foderaro, al 55° di Camarà, al 58° di Basualdo, al 71° di Foderaro, il gol del 74° di Landi e all'86° Pappalardo. Quando c'è da uscire le motivazioni, gli attributi, l'intensità mentale, lo sanno fare. Oggi sono stati immensi, il risultato sì è rotondo, però diciamo che non è assolutissimamente veritiero nei confronti della differenza fra gli uomini in campo. Sono stati loro bravi ad avere un approccio importante, sono stati veramente determinati, hanno dimostrato, come gli ho detto nelle prepartite, che questa vittoria se la dovevano prendere, e sono stati bravi a volerla e a prendersela. Oggi il nostro match analyst Ioppolo, mi permetto di dire che ci ha dato in settimana delle nozioni importanti per come fare male al Messina, e guarda caso abbiamo fatto 3 gol fotocopia sulle mezze ali che si inserivano in una situazione dove cercavamo di allargarli con l'interscambio con l'esterno d'attacco. Quindi diciamo che tutto quello che fa la squadra è frutto del lavoro dello staff, ognuno con le sue competenze, però ripeto, non voglio mettere in ombra il nostro lavoro, però devo risaltare la qualità che mettono i ragazzi giornalmente durante gli allenamenti e soprattutto la grande caparbietà che hanno e fame, che non è una cosa facile. Io mi sto confrontando in questa nuova categoria per la prima volta, sto avendo l'onore di essere anche l'allenatore del Paternò, che non è un fattore da poco, e sto vedendo che in questa categoria sto allenando una squadra che ha una predisposizione al lavoro immensa. Lavoriamo giornalmente, i ragazzi ci facilitano il compito dell'80%, quindi quando abbiamo un allenatore, una società alle spalle che ti permette di lavorare in serenità, una squadra che ha fame, voglia e predisposizione al lavoro del genere come quella nostra, tutto diventa più facile. Quindi io rimarcherei il grande lavoro che fanno i ragazzi, perché si stanno ritagliando secondo me una piccola copertina in questo momento, e se la meritano tutte, perché non ci dobbiamo ricordare e non ci dobbiamo dimenticare e ci dobbiamo portare fino alla fine del campionato tutto lo scetticismo che c'era attorno al Paternò nel mese di luglio, e questo deve essere per noi un pensiero che non dobbiamo mai dimenticare, perché è quello che ci dà la forza per cercare di fare bene e alzare sempre l'asticella. Poi la salvezza è l'obiettivo che dobbiamo ottenere, lo dobbiamo continuare a cercare quanto prima è possibile, perché tutto quello che stiamo facendo adesso di buono ci gioverà quando magari ci saranno i momenti negativi, i momenti brutti che fanno parte comunque del nostro percorso. Ancora ne abbiamo vissuti pochi, però diciamo che questo è il nostro tesoretto che poi ci permetterà nei momenti difficili di poter stare con più serenità a livello di classifica. Una vittoria che non ti aspetti, ma che sicuramente serve tanto per la classifica. Parliamo della vittoria fuori casa del Castrovillari contro il Santa Maria Cilento, che tra l'altro era anche da alcune domeniche in positivo. Adesso questa vittoria ha un po' allungato anche la classifica dalla parte bassa. Il Castrovillari domenica scorsa ha vinto col Trapani, quindi sulle ali dell'entusiasmo
ha fatto quest'altra vittoria fuori casa. Io credo che a Santa Maria di Cilento in settimana succederà qualcosa. Addirittura? Immagino che... Hai questo sentore? Sì, ho questo sentore, anche perché loro sono una buona squadra che quest'anno avrebbe dovuto lottare per i playoff, e quindi credo che ci sia qualcosina da sistemare. Beh, 23 punti comunque gli permettono di stare tranquilla in questo momento in classifica. Bisogna capire tu che cosa hai, quali sono le tue idee, no? Loro hanno costruito la squadra per provare a fare i playoff, quindi hanno tenuto giocatori importanti dell'anno scorso. Quindi questa sconfitta potrebbe essere un campanellino d'allarme notevole. Sì, secondo me cambieranno la guida tecnica, poi può essere addirittura, quindi ci stai dando quasi questo scoop. Un mio pensiero. Un tuo pensiero. Spero di no, per chi lavora e porta il pane a casa. Ci mancherebbe. Guardiamoci gli highlights. La sconfitta purtroppo del Santa Maria Cilento 3-1 contro il Castrovillari. È cominciata Polisportiva Santa Maria Castrovillari. Romanelli, rinvio, attenzione perché arriva il pasticcio difensivo del Santa Maria e il Castrovillari la sblocca. Rodi, Romanelli, tutto regolare, si gioca e arriva anche il 2-0, lo firma il numero 10. Tripicchio, arriva adesso nell'area di rigore, Maggio e il pallone poi fuori, incredibile. Koulibaly può puntare Anzillotta, Koulibaly entra nell'area di rigore, Koulibaly la rimette sul primo palo, la girata di Tandara e il pallone che viene mantenuto in gioco da Iolfi con una parata pazzesca. Secondo intervento incredibile da parte della... Attenzione però perché il Santa Maria combina un altro pasticcio in difesa, poi c'è Azzaro e alla fine Greco torna. Ancora Rodi, va via Rodi, Tripicchio, gliela torna, ancora Rodi, si gira molto bene, poi la conclusione, arriva anche il 3-0, controllo di Tandara, si butta dentro Emanuel, la rimette per Maggio, il pallone per Ovisac che trova il punto del 3-1. Al minuto 43 Ovisac. Non ci sarà recupero e allora arriva il doppio fischio di Gasperotti di Rovereto che manda le squadre all'intervallo e arriva adesso il fischio. È cominciato il secondo tempo tra Santa Maria e Castrovillari. Parte Masullo. Dentro non la tocca nessuno, si gioca ancora, attenzione con questo pallone che arriva in area di rigore, il tiro, la traversa di Azzaro, Cosenza cerca la conclusione, pallone sul fondo, Koulibaly, attenzione perché poi il pallone resta ancora lì e Teiu lo spedisce sul fondo, pallone che arriva su Tandara che vince il rimpallo, Tandara in area di rigore, la mette dietro. Cosa non ha segnato qui Domenico Maggio, pallone che finisce sui piedi di Anzillotta, Maggio la sponda, Koulibaly da ottima posizione, Tandara, Maio in area di rigore, Maio sterza, la deviazione, la traversa e poi ancora Aiolfi su Citro, Tripicchio, buona la giocata qui da parte del numero 10 e arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Castrovillari, espugna lo stadio Antonio Carrano e vince per 3-1. Ho detto sempre le stesse cose, io sono una persona che ha molto equilibrio, non mi esalto e non mi deprimo, quindi a fine partita li ho ringraziati quando abbiamo vinto, li ho ringraziati pure oggi con una pacca sulle spalle perché gli errori stanno davanti agli occhi di tutti, è normale, sbagliare, ci può stare, commettere degli errori, però bisogna subito rialzare la testa e guardare avanti. Il portiere del Castrovillari ha fatto 3 interventi molto prodigiosi e ci poteva stare la riapertura della gara, però
purtroppo così non è stato, ci lecchiamo le ferite, ci prendiamo quello che di buono in questi casi si può dire dopo una sconfitta, che potrebbe essere una sconfitta salutare, solo però se facciamo una giusta analisi, se poi vogliamo iniziare a fare dei processi. Secondo me entriamo in un tunnel che potrebbe essere molto pericoloso. Finisce 1-1 la partita tra Rende Calcio e Licata, un Licata che comunque anche fuori casa conferma di essere una squadra solida. Sì, diciamo che sono in un buon momento del campionato, sono reduci dalla vittoria di Cittanova 4-1, poi domenica scorsa hanno battuto la Cireale 3-1 in casa, quindi stanno dando continuità a questa striscia positiva. Tra l'altro c'era anche un po' di scetticismo nei confronti di Romano, no? Perché si veniva da stagioni importanti e forse da Romano, secondo me, si pretendeva quantomeno di salvare la stagione. Sì, nessuno di solito è profeta in patria, però lui è bravo come allenatore. Giovanni Martello ha costruito una squadra equilibrata, intelligente. Massimino avrà chiesto loro di guardare molto ai conti e di salvare la categoria. Credo che non avranno difficoltà anche loro come il Paternò, e poi se faranno una giusta programmazione l'anno prossimo inseriranno qualcos'altro e proveranno a fare qualcosina in più. Massimino negli ultimi anni si era fammi un pronostico, perché domenica prossima c'è Licata Trapani e non è una partita facile per entrambe, secondo me. No, finisce 1. Vince Licata, quindi dai vittoria a Licata. Sì, secondo me sì. In casa è un fortino quel campo. A meno che il Trapani in settimana non farà degli innesti con l'apertura del mercato e quindi poi possono cambiare le prospettive. Ma il Licata in casa non ha mai perso, ha fatto tutte vittorie, soltanto un pareggio con la Cavese. Vittorie sonanti. Sonanti, quindi diciamo che in casa è una brutta gatta da pelare. Brutta gatta da pelare. Stadio Marco Lorenzon, 13ª curva del campionato di Serie D per il girone Licata di mister Pippetto Romano, reduce dalla vittoria importante per 3-1 contro la Cireale nell'ultimo turno. Rende visita alla compagine calabrese. Passiamo al film di questa sfida condizionata da un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Scorriamo al 39esimo con lo sprint di Suaré che duetta con Samaché, la caparbietà di Suaré che tiene lì la sfera. Samaché, l'assist per Talla Suaré, arriva la prima rete in giallo-blu per l'ex Acireale che porta in vantaggio gli uomini di mister Pippo Romano con questo fendente mancino sul quale nulla può l'estremo difensore calabrese. Segue solo il duplice fischio del direttore di gara. Squadre che guadagneranno gli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui il primo acuto stagionale da parte di Talla Suaré. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Copiosa pioggia che viene giù al Marco Lorenzon di Rende. Prima occasione da annotare sul nostro taccuino al minuto 54 quando Palma scappa dalle marcature involatosi verso la porta a difesa da Moschella. C'è il provvidenziale ripiegamento difensivo da parte dell'attuale man of the match Talla Suaré. All'83esimo proteste che costano l'espulsione a Piscopo, costretto a proseguire in 10 contro 11. Rende che non si perderà d'animo e 2 minuti più tardi su azione di corner trova la deviazione vincente sul primo palo da parte di Mirabelli. Nulla può Moschella che vede il pallone infrangersi sotto l'incrocio dei pali. Ristabilita la parità del punteggio al Marco Lorenzon. Prova a correre ai ripari allora mister Pippetto Romano che getta nella mischia Giannaula in luogo di Samaché, apparso un po' in ombra quest'oggi dopo l'ultima convincente prova del Dino Liotta contro la Cireale. L'ultima emozione di questa sfida è di marca locale al minuto 90esimo. Infatti l'azione solitaria di Mosciaro che fa tutto bene, scappa via sull'autodestro, mette dentro, ma Mannina si immola e salva la propria porta. Non accadrà più nulla al Marco Lorenzon di Rende. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara e pari e patta all'iniziale vantaggio ad opera di Talla Suaré. Reagisce il Rende con la rete di Mirabelli. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Fra 7 giorni al Dino Liotta sarà Licata contro Trapani.
Parliamo invece di questa San Cataldese che si sta riprendendo con l'arrivo di Giovanni Campanella, che conosciamo e non ne avevamo dubbi. Vince uno scontro importantissimo contro il Biancavilla, un 3-2 che permette di ricreare anche entusiasmo a San Cataldo. Sì, ma il mister è arrivato in una situazione difficilissima, 0 punti, 0 gol fatti, 0 su tutti i fronti. Ora hanno 10 punti, quindi l'entusiasmo è risalito. Ora anche, ribadisco sempre il concetto, col mercato interverranno sicuramente per mettere delle pezze dove ci sono delle difficoltà, e il mister poi ha una marcia in più dal punto di vista motivazionale. Lavora come in queste pochi. categorie serve. In queste categorie serve. Il valore dell'allenatore è un valore aggiunto. Il Biancavilla sta stentando un po' troppo, anche lì credo che loro dovranno intervenire sul mercato, perché è un peccato perdere la categoria dopo averla ottenuta con tanti sacrifici, però è anche vero che se la classifica dice 6 punti vuol dire che li stai meritando. Tra l'altro il ritorno di Pitatella probabilmente sarebbe stato più logico insomma, che avvenisse prima, perché la parentesi di Cozza è stata una parentesi che ha un po' confuso secondo me anche la squadra. Queste dinamiche sono interne, non possiamo dire, certo, noi non sappiamo, quindi non possiamo dire. Sicuramente c'è stato un po' di confusione, perché ha iniziato Razio, poi è andato via e hanno preso Cozza, ora è andato via Merola come direttore sportivo e sembrerebbe che Finocchiaro si sia messo da parte, quindi diciamo che non ci sono le acque... E questa cosa non giova alla squadra. No, non ci sono le acque molto calme, molto tranquille, quindi se ritroveranno questa tranquillità e faranno un mercato di riparazione discreto, possono dire a loro, se no faranno fatica. Faranno fatica. Guardiamoci gli highlights, la vittoria della San Cataldese 3-2 contro il Biancavilla. Si scontrano oggi San Cataldese e Biancavilla. Tuccio serve ancora Rotulo, è buona la posizione di Rotulo che entra in area, mette il pallone, il tiro di Locurta alla rete! Arriva il gol dell'1-0! Simone Brunetti! Balistreri, subito dentro ancora Ses, che va giù, si rialza, Tuccio, pallone smorzato, e la sfera che esce di un soffio, Rotulo che entra in area, ancora Rotulo, il tiro col destro! Riccardo Rotulo! 2-0 San Cataldese, quando siamo al minuto 35 del primo tempo, raddoppiano i Verde Amaranto. Vediamo proprio l'autore del gol del 2-0, Rotulo che porta palla, ancora Rotulo, ancora col destro Rotulo! Mamma mia, Riccardo Rotulo! Arriva il 3-0 dopo appena 2 giri d'orologio. La firma ancora di Riccardo Rotulo. Pallone che arriva al limite dell'area, c'è la chiusura e scivolata di Calabrese, il pallone è ancora lì. Il tentativo di tiro e arriva la rete del 3-1. Ha siglato il gol del 3-1, perdonatemi, Giordano Santapaola. Non si accorge che viene chiamato il cambio. Attenzione, Ficarrotta. 3-2 Biancavilla, si riapre incredibilmente la partita al Valentino Mazzola, 25esimo del secondo tempo, direttamente da calcio di punizione arriva il 3-2 di Luca Ficarrotta. Attenzione per la San Cataldese, ancora il pallone dentro, Tuccio, la parata e poi la conclusione a rete, ma arriva l'intervento dell'assistente, c'è posizione di fuorigioco. Attenzione perché il pallone è in avanti per Asero. Asero a tu per tu con la Cagnina, supera la Cagnina e sbaglia clamorosamente. Attenzione perché Asero è ancora davanti alla Cagnina, ancora una volta in posizione di fuorigioco, e arriva in questo momento il triplice fischio dopo un secondo tempo incredibilmente sofferto. La San Cataldese porta a casa i 3 punti e batte il Biancavilla per 3-2. Ricordiamo i marcatori di giornata. Nel primo tempo, al quarto,
la rete dell'1-0 porta la firma di Simone Brunetti, poi arriva l'1-2 splendido di Riccardo Rotulo che sigla il 3-0 fra il 35esimo e il 37esimo. Nella ripresa però torna in partita il Biancavilla fra il 21esimo e il 25esimo della seconda frazione, con le reti prima di Santa Paola e poi di Luca Ficarrotta sul calcio di punizione. Forcing incredibilmente aggressivo quello della formazione ospite, ma i padroni di casa riescono a reggere botta fino all'ultimo e la San Cataldese porta a casa 3 punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Noi abbiamo un buon centrocampo che può fare sia la fase difensiva che la fase offensiva. Brunetti ha queste qualità, Rotulo ha queste qualità. Oggi mi è dispiaciuto solo per Cessi che non ha dato quello che doveva dare. Con tutto ciò il ragazzo, secondo me, se avrà la via del gol, penso che si sbloccherà, perché sinceramente lo merita. Oggi ha mancato 2 palle nel primo tempo, soprattutto in una maniera grottesca, però devo dire che assieme agli altri centrocampisti si sia comportato bene anche lui. L'ho tolto perché alla fine ho visto che era stanco e l'ho sostituito con un altro, solo questo. Però devo dire che alla fine la squadra ha meritato il risultato, perché a prescindere dalla cura campanella i ragazzi stanno lavorando bene e i lavori si vedono, alla fine il lavoro paga, noi stiamo uscendo bene. Ora mi aspetto un'altra continuità domenica a Castrovillari, che è una partita molto importante, anche se il Castrovillari oggi ha vinto con il Santa Maria, ha avuto un risultato abbastanza pesante, 3-1, e andremo a Castrovillari e ce la andiamo a giocare. Sì, ma nel primo tempo non abbiamo fatto malissimo, solo che quando si prendono 3 gol è difficile da spiegare. Chiaro, nel secondo tempo siamo stati più incisivi, più determinati, più feroci, forse ci siamo liberati, tra virgolette, dell'ansia da prestazione e abbiamo fatto una buona ripresa. Sì, ma noi andiamo avanti e cercheremo di recuperare qualcuno, se ci riusciremo bene, altrimenti faremo come oggi, necessità virtù, quindi definire giovani 2000-2001 è relativo, a 20 anni, 21 anni si vincono i mondiali, quindi giocare in Serie D non è una cosa di un altro mondo. Ritorna in panchina a Cacciola ed il Giarre pareggia a Troina. Come vedi questo ritorno di Gaspare sulla panchina del Giarre? Spero che sia positivo per tutti e per l'ambiente. Anche Infantino, quando iniziò la sua avventura a Giarre, andò a pareggiare a Cava 0-0. È vero, quindi, pareggio pesantissimo che faceva un po' ben sperare. Bisogna capire il livello emotivo della squadra, che punto è, e poi anche lì col mercato di riparazione sicuramente avranno tanto da fare, perché in corso d'opera sono andati via tanti calciatori, sono state disconosciute delle idee che sono state fatte all'inizio, quindi probabilmente dovranno intervenire pesantemente per cercare di mantenere una categoria che Giarre merita, soprattutto per i fasti del passati che molti non conoscono, non ricordano, però Giarre in passato era una insieme ad Acireale, era una delle squadre più importanti del territorio. È vero, è vero. Completiamo il quadro del campionato di Serie D con la vittoria fuori casa del Lamezia contro il Città di Sant'Agata. Un Città di Sant'Agata che ha dimostrato, non soltanto in questa partita, di meritare ampiamente una posizione tranquilla in classifica. Devo dire che anche tra la sorpresa generale, quest'anno insomma a Sant'Agata non dovrebbero avere problemi di classifica finale. No, io li ho visti giocare contro il Castrovillari. Mimmo Giampà ha fatto, insieme a Meli, hanno costruito una squadra basandosi su giocatori che l'allenatore aveva già avuto a Roccella, perché sì, Giovanni Catalano piuttosto che qualcun altro, quindi lui li conosceva bene. Sì, li conosceva bene perché li allenati. Allora anche lì è stato fatto un mercato oculato. Io credo che il Sant'Agata riuscirà tranquillamente a portare in porto la stagione. Volevo dire due parole sul Troina, del quale non abbiamo parlato, dell'amico Angelo Calfano, che sta facendo
un vero e proprio miracolo sportivo. Un miracolo, sta facendo un miracolo. Anche perché io l'ho visto giocare contro il Trapani e giocano veramente bene. Hanno degli under interessanti. Bravi, Fratantonio, Falla e se la mano del mister si vede parecchio. È una squadra che in questo momento potrebbe avere 10 punti in classifica, ne ha soltanto 4, ma 10 punti io credo che sono importanti. Se sistemeranno, se prenderanno l'attaccante giusto e confermeranno il gruppo che c'è, e quindi se qualcuno se non va via nessuno, potrebbero fare il miracolo. Sì, secondo me potrebbero anche salvarsi senza play-out, non lo so. Vedremo. Questa è la mia sensazione. Ritornando a parlare della Lamezia, proprio in apertura del campionato di Serie D, hai detto ampiamente che sicuramente forse il Lamezia addirittura potrebbe essere lei la squadra regina di questo girone. Dal punto di vista del mercato non ci sono dubbi. Salandria, Corapi, Camilleri, Dadalt, ora l'attaccante Rusescu. Rumeno, sì. Dal punto di vista del mercato è la regina indiscussa. Sono tanti soldi lì. Sì, il campo sta dicendo che vincono sempre, stanno provando a ridurre il gap che hanno dalla Gelbison. Ora ci saranno degli scontri diretti. Certo, saranno quelli che decideranno probabilmente la classifica. È una corsa a 3, come ho detto prima. Gelbison, Cavese e Lamezia si giocheranno la vittoria. Gli altri penseranno solo ai playoff. Gli altri penseranno a salvarsi. E poi perché i playoff comunque in Serie D danno prestigio, ma di fatto non regalano nulla. Non hanno valore. È vero. Guardiamoci gli highlights. Il momento positivo del Lamezia si conferma proprio andando a vincere contro il Città di Sant'Agata. Il Città di Sant'Agata non riesce a fermare la corsa della capolista Lamezia, che con 2 gol negli ultimi 5 minuti di gara passa anche al Fresina, conquistando la 6ª vittoria di fila. Una sconfitta che il Città di Sant'Agata non avrebbe comunque meritato per come ha gestito la partita e che per i biancoazzurri comincia male dopo 3 minuti con l'infortunio occorso al classe 2001 Iania, costretto a lasciare il campo per capitano Cicirello. Ed è proprio il neo entrato a provarci al 22esimo di testa con palla che si perde di poco al lato. La risposta della Lamezia 3 minuti dopo con San Domenico che va via alla difesa di casa e col sinistro mette in rete, ma il signor Cappai, su indicazioni del primo assistente giudice, annulla per una presunta posizione di fuorigioco. Poi i biancoazzurri tornano a spingere, provandoci prima con Catalano che al 26esimo calcia dal limite sfiorando il palo alla sinistra di Lai, poi con Cicirello che 3 minuti dopo aggancia il lungo lancio di Calafiore ma spara alto sulla traversa, e infine con Giuliano che di testa impatta bene il cross di Brugnano, non trovando la porta per questioni di centimetri. Il Lamezia non sta a guardare. Al 45esimo San Domenico mette un pallone velenoso in mezzo dove nessuno dei suoi riesce a trovare la deviazione vincente, e alla fine la difesa bianco-azzurra riesce a sbrogliare la matassa, ma proprio nell'ultimo dei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro il Sant'Agata la sblocca quando Brugnano riprende la corta respinta di Miceli e con un gran sinistro fa secco Lai, portando in vantaggio i bianco-azzurri. E festa sugli spalti del Fresina e tifosi di casa che possono fare esplodere tutta la loro gioia per la splendida esecuzione mancina del classe 2001 che firma così la sua prima rete in campionato. Nella ripresa è ancora il Sant'Agata a provarci con Cicirello che al 57esimo fa tutto bene ma poi conclude tra le mani di Lai, e sempre il capitano biancoazzurro 3 minuti dopo di testa manda alto sulla traversa il cross di Catalano. Il raddoppio per i locali sembra cosa fatta al minuto 70, ma il neo entrato Fael da pochi passi non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 86 inquadra invece il Lamezia quando il fischietto di Cagliari concede loro il calcio di rigore per il fallo in aria di Cannizzaro su Abercon. Dagli 11 metri Rusescu non sbaglia, ristabilendo la parità e siglando così il suo primo sigillo in campionato. Nonostante la rete subita, i padroni di casa tentano di riportarsi in vantaggio e al 91esimo succede l'incredibile perché i biancoazzurri sfiorano il gol con la conclusione di Faella che viene respinta di piedi da Lai, e sulla ripartenza il Lamezia trova il gol a vittoria con il neoentrato Abercon che raccoglie l'invito di Miceli e col mancino piazza il pallone alle spalle di Cannizzaro, facendo così Sant'Agata 1, Lamezia 2. Rete che gela il Fresina ma che fa gioire stavolta i tifosi lametini per il gol da 3 punti di Abercon che firma così il 2-1 per i gialloblu e il suo terzo centro in campionato. Con questo successo il Lamezia sale in classifica quota 31 punti portandosi a -2 dalla capolista Gelbison, mentre il Città di Sant'Agata incassa il terzo KO di fila e rimane a 17 punti a +4 sulla zona play-out.
Brucia perché la mia squadra non sta godendo per come si esprime, però se perdiamo anche questi tipi di partita vuol dire che dobbiamo mettere più concentrazione, perché non è la prima volta che ci succede. Io da quando alleno penso che quando giochi meglio dall'avversario hai più possibilità di vincere, ma ultimamente non ci succede questo, quindi vuol dire che dobbiamo lavorare di più. Quindi il mio portiere le ultime 5 partite non sta facendo una parata, eppure prendiamo 2 gol a partita. Loro forse ci hanno impensierito più il primo tempo e non il secondo. Il secondo eravamo in pieno controllo, abbiamo sfiorato il 2-0 più di una volta, ma nel calcio se sbagli una squadra del genere ti punisce, perché hanno giocatori che te la possono risolvere in qualsiasi momento. Poi rigore o non rigore, quello non mi interessa niente, mi interessa che ho perso la partita e dobbiamo lavorare sui difetti se ce l'abbiamo, ma questi ragazzi stranamente ancora una volta gli faccio i complimenti, ma non godiamo su quello che dimostriamo sul campo. Quindi hanno fatto una grande partita contro giocatori che hanno fatto professionismo, quindi i miei ragazzi sono stati veramente bravi, non gli posso rimproverare veramente nulla, ma l'unica medicina che conosco è il lavoro, quindi non basta questo, dobbiamo mettere tutti un 1% in più per fare il risultato. Partita difficilissima perché lo sapevo chi andavamo a incontrare, infatti in settimana avevo chiesto ai miei ragazzi di prendere questa partita veramente con le pinze, perché era una squadra che sapeva il fatto suo. Infatti complimenti a Mister Giampà, perché sull'1-0 abbiamo rischiato di prendere il 2-0 più volte, però il calcio è così, è strano. Loro meritavano di fare il 2-0 e alla fine invece abbiamo trovato il rigore e all'ultimo secondo la ripartenza abbiamo vinto da 1. Però faccio i complimenti a Sant'Agata perché secondo me non meritavano di perdere, però come ho detto prima il calcio è strano, ci prendiamo questi 3 punti importantissimi per noi, per continuare questo nostro percorso e in settimana chiuderci nello spogliatoio e analizzare cosa non è andato, che secondo me ci sono parecchie cose che non sono andate, ma anche grazie secondo me alla prestazione che ha fatto il Sant'Agata. Con la vittoria fuori casa del Lamezia abbiamo chiuso il quadro riguardante il campionato di Serie D Girone I. Ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria e tra pochissimo ritorniamo in studio per parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Potrei parlarvi della quarta stella, quella sulla maglia azzurra del 2006, e tutti voi sapete che cosa rappresenta. Oppure delle tante stelle che ho avuto la fortuna di allenare nel calcio, ma questa volta vi voglio parlare di stelle veramente molto importanti, le stelle di Natale dell'AIL. Fai come me, porta a casa una stella, sostieni la ricerca, facciamo squadra con AIL. La passerella più importante di tutte le scuole calcio dell'Accademia Madonie. Nella splendida Castelbuono, in provincia di Palermo, l'evento più importante dei settori giovanili siciliani. Quarto galà del Calcio Madonita. Lunedì 13 dicembre alle 17, con ingresso gratuito presso il Cineteatro Astra di Castelbuono. Un pomeriggio di festa con tutte le società dell'Accademia Madonie ed inoltre autorità sportive con tecnici e addetti ai lavori per un evento dedicato al mondo del calcio giovanile. Organizzazione Accademia Madonie in collaborazione con Play Village. Lunedì 13 dicembre alle 17, Cineteatro Astra di Castelbuono. Presenta Ettore Tortorici.
Rieccoci in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito l'appuntamento del martedì sera alle 21 con Penalty, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Partiamo subito con l'eccellenza e partiamo con il girone A. Si è giocata la 12ª giornata, subito i risultati. Nissa batte Cus Palermo 2-0, Casteltermini batte Dolce Onorio Marsala 3-0, Mazzara Calcio batte Monreale 1-0, Profavara batte Parmonval 1-0, Rinviata Canicattì Enna Calcio. Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Castellammare 1-0, Don Carlo Misilmeri batte Unitas Sciacca 4-3 ed infine Agragas 2018 batte Mazzarese.2 1-0. In classifica troviamo la Nissa e l'Agragas in testa con 26 punti, con 23 Canicattì, Don Carlo Misilmeri e Oratorio San Ciro e San Giorgio. 20 punti per la Mazzarese.2, 19 per il Profavara, 17 Unitas Sciacca, con 16 punti Mazzara Calcio, Enna Calcio e Castellammare. Con 10 punti la Parmonval, 8 punti per il Monreale ed il Casteltermini, 5 per il Cus Palermo, 3 punti per il Dolce Onorio Marsala. Ricordiamo che l'Enna Calcio deve recuperare 3 partite, una partita da recuperare invece per Canicattì, Castellammare e Monreale. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 5 dicembre, questo è il tabellino. Agragas 2018 Parmonval, Dolce Onorio Marsala Castellammare, Enna Calcio Mazzarese.2, Monreale Profavara, Nissa Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca Canicattì, Mazzara Calcio Casteltermini ed infine Oratorio San Ciro e San Giorgio Cus Palermo. Partiamo subito dalla Nissa, 2-0 contro il Cus Palermo. Partiamo da questo progetto del presidente Arialdo Giammusso che mi sembra vincente, anche se all'inizio qualcuno degli scettici, soprattutto a Caltanissetta, non dava molto credito alle possibilità di questa società guidata da Arialdo Giammusso, che invece sta dimostrando sul campo di essere sicuramente una squadra importante che può aspirare al campionato di Serie D. Sì, sta dimostrando di essere una squadra importante e sta dimostrando che è una proprietà che ha le idee chiare, perché un paio di settimane fa ha difeso a spada tratta l'allenatore, sì, ha messo fuori rosa, poi sono andati via alcuni calciatori e quindi di solito si fa il contrario, no? Sì, è vero. Di solito evidentemente crede nelle qualità del tecnico del mister. E oggi i risultati dicono che aveva ragione. Tra l'altro domenica prossima ha uno scontro importantissimo con la Don Carlo Misilmeri. Sì, altro squadrone che dopo il cambio di allenatore con Utro ha ingranato, innesti nuovi anche nel parco giocatori. Ha ingranato e ora i veri valori sono visibili a tutti. La Nissa, il Canicattì, il Misilmeri, l'Agragas sono quelle che sono le squadre. L'Enna, malgrado abbia delle partite da recuperare sono tante, perché poi le devi recuperare quasi tutte insieme. Quelle sono le squadre che si giocheranno il primo posto e i playoff. Le altre faranno il loro campionato, il loro onesto campionato. Credo che siano quelle i giochi sono quasi chiari che avevano. È vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria 2-0 della Nissa contro il Cus Palermo. Il centro universitario sportivo di Palermo, amici di Wisport, teatro della sfida valevole per la 12ª giornata del campionato di eccellenza. Il gruppo A vede il Cus Palermo affrontare una delle capoliste del raggruppamento. Parliamo della Nissa, pronti per il film del primo tempo agli ordini del direttore di gara, il signor Bonasera di Enna. Subito in avanti un tentativo confusionario che però non vale il gol del vantaggio ad opera del Cus Palermo, che spinge ancora al 22esimo con la conclusione di Zito, che viene però neutralizzata da Kebba. Si fa vedere invece al 35esimo la Nissa, il pallone finisce in area di rigore, il tracciante viene allontanato solo per un momento, poi Seccan con il colpo di testa riesce in maniera sporca a trovare il vantaggio. Pesante la Nissa. 0-1 al centro sportivo universitario di Palermo, ancora Seccan che cerca Ilario Salamone, riesce ad anticiparlo ma per poco, non beffa la sua stessa porta. Al minuto 40 c'è invece un episodio perché finisce a centrocampo questo contrasto, una reazione da parte di Camerata
sarà sconclusionata soprattutto sul vantaggio della Nissa e la formazione nissena che termina dunque in 10 uomini questa partita, ma non si arrende, non demorde la formazione di mister Bognanni con Seccan che sfreccia dalla sinistra, prova a mettere il pallone dentro, Reducci col colpo di testa a botta sicura non trova il 2-0 che avrebbe messo una seria ipoteca sul match, ma termina il primo tempo fin qui al Centro Sportivo Universitario di Palermo e 0-1 Nissa con il gol di Seccan realizzato al 35esimo. Al 55esimo invece tocca a Santoro, fuori Reducci, occasione per i locali, Kebba qui non esce perfettamente, prosegue l'azione sul tentativo incredibile, si salva la Nissa al 62esimo, Seccan si lancia da solo verso la porta di Carnevale, Seccan fa tutto bene, sponda, cerca il destro ma finisce fuori, la sua conclusione al minuto 65 invece ancora Seccan qui apre il gioco per Ilario che cerca il gran gol, il destro al volo che però si spegne fuori, 69esimo ci prova il Cus Palermo con la conclusione di Mercante bloccata da Kebba, tocca a Priola al posto di Mazzoni, 76esimo invece azione solitaria di Santamaria sulla sinistra, non ci sono compagni da servire, Santamaria scarta 2 avversari, adesso all'indietro per Santoro che conclude, manda però il pallone alto, al 78esimo si riaffaccia il Cus Palermo in zona offensiva con il solito Mercante, il suo mancino però non fa male alla porta di Kebba, 82esimo il tentativo da calcio d'angolo del Cus, ma nemmeno in questo caso la mira è delle migliori, Seccan il più pericoloso dei suoi per la Nissa che trova il palo clamoroso, Seccan cercava la doppietta, prova a rimettere il pallone dentro, allontana la difesa palermitana, al minuto 85 invece c'è un pallone filtrante in area di rigore, attenzione perché sull'uscita di Kebba c'è un contrasto che il direttore di gara sanziona con il secondo giallo per Mercante e dunque si ristabilisce la parità numerica a 5 dalla fine, ghiotta chance per la Nissa allora di colpire quando siamo proprio al 90esimo, c'è un recupero palla, Seccan viene lanciato ancora una volta, stavolta si presenta davanti a Carnevale, col piattone manda al bar il portiere del Cus Palermo, è vincente la Nissa, è vincente la doppietta di Seccan, al 91esimo ci saranno scampoli di partita anche per Vitrano, di lì a poco il triplice fischio al Centro Sportivo Universitario di Palermo, la Nissa è corsara. Vincere a Mazzara non è mai facile, soprattutto anche nei confronti di una Mazzarese punto 2 che sino a qualche domenica fa sperava di essere lei la leader di questo girone A del campionato di eccellenza. Invece è arrivata l'Acragas 1-0, grande esperienza. I valori sono valori. I valori sono la Mazzarese valori, ha un buon organico assolutamente, però come ho detto prima alla lunga i valori escono fuori e poi l'eccellenza rispetto alla D ha una differenza sostanziale. In eccellenza i giocatori sono quasi sempre gli stessi, mentre tu in D, se sei bravo, puoi andare a pescare un giocatore che giocava in Val d'Aosta piuttosto che in Trentino e ti fa la differenza. I campionati di eccellenza sono campionati regionali, locali, allora il calciatore è sempre lo stesso, quindi sì. Il calciatore che vince che lotta per vincere il campionato è sempre quello che lotta per fare un campionato. E in questo caso l'Acragas ne ha parecchi di giocatori che hanno vinto campionati. Il Canicattini ha parecchi, la Nissa li ha, il Misimmeri ne ha anche di più, sì. Quindi vincere in eccellenza, è lì che si fa una classifica. Vincere in eccellenza poi non è difficilissimo, se tu vai su certi profili e riesci a prenderli, non fai fatica a fare un campionato di vertice. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria 1-0 dell'Acragas proprio in casa della Mazzarese punto 2. Amici sportivi, benvenuti allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Tra poco si affronteranno la Mazzarese e l'Acragas, giornata numero 12 del campionato di eccellenza Girone A. Angolo per la Mazzarese, il primo della partita, parte Elton, palla sul primo palo di testa e poi palla sul fondo. Spazio Prestia, serve a sinistra Silvano, minuto 13 del primo tempo, Silvano punta Cicala, se ne va Silvano, entra in area, passaggio a rimorchio e salva tutto Mudu. Chance importante per l'Acragas che insiste con le mani Cicala, 24 sul cronometro. Elton entra in area, punta la porta avversaria, poi Di Carlo fa su il pallone. Baio con le mani, Silvano con la testa, Leonardi, poi Mudu liscia il pallone, attenzione,
La Vardera, tu per tu con De Miere, la Vardera, non va, Silvano, la porta è vuota, salva tutto, Cicala, non ci posso credere, doppia, occasionissima per l'Akragas, né la Vardera né Silvano riescono a far male alla Mazzarese, si rimane sullo 0-0, angolo per l'Akragas, 32esimo, Akragas vicinissima al vantaggio, angolo per i biancazzurri, Costantino, palla in aria di testa, Silvano, non va, palla alta sopra la traversa. Attenzione, la palla è ancora buona per la Mazzarese, la conclusione di Elton, attentissimo Di Carlo, tutto questo al secondo minuto, il rilancio di Di Carlo per Leonardi, mette giù il pallone Leonardi, punta Giardina, superato, ancora Leonardi, altro dribbling e arriva il fallo su Leonardi, di fronte a lui c'è Leonardi, eccolo servito. Leonardi entra in aria, il cross sul secondo palo, Silvano con la testa, palo di Silvano, Akragas vicinissima al gol, forse l'ha toccata De Miere e allora una super parata di De Miere che salva la Mazzarese al terzo minuto della ripresa, Akragas vicinissima all'1-0, angolo battuto dall'Akragas, Tuniz, rete, è andato in cielo, ha preso l'ascensore e ha trafitto De Miere, un super gol di Tuniz, Akragas 1, Mazzarese 0, al minuto 18 della ripresa, spacca la partita il friulano Tuniz, secondo gol consecutivo per il difensore dell'Akragas e fanno festa. Gli ultras bianco-azzurri sono circa 60 presenti al Nino Vaccara, sistemati tra la tribuna coperta e la gradinata. Adesso punizione per la Mazzarese, occhio a Secum, al suo destro, fischia Papagno, parte il numero 4 della Mazzarese, Di Carlo e poi attenzione, super doppia parata di Di Carlo, quasi autogol di Cipolla, si salva l'Akragas, pressing della Mazzarese, Messina, Priola per Messina entra in aria, Messina la conclusione, palla sul fondo, si salva l'Akragas al 40esimo della ripresa. Nissa, Akragas, Canicattì, Don Carlo Misilmeri. Ci mettiamo dentro anche l'Oratorio San Ciro e San Giorgio perché comunque in questo momento è lì, Lenna, nella zona altissima, la Mazzarese .2, il Pro Favara, c'è pure Lenna. Ma chi lo deve perdere questo campionato? Sì, abbiamo detto per valori sicuramente almeno 4 hanno un passo diverso. Allora mettiamo queste 4 che abbiamo detto e chi lo deve perdere tra Akragas, Nissa, Canicattì e Don Carlo Misilmeri? Non lo so. È un terno all'otto, forse bisogna aspettare ancora un po' di domenica. Ma bisogna capire anche come interverranno sul mercato, se riusciranno a prendere qualcos'altro, perché poi può succedere di tutto, no? Quindi mercato... tu pensi che la carta mercato anche in questa categoria a dicembre, dopo aver speso tanto, diventa ancora più importante? Certo, perché tu il mercato non sai cosa succederà, perché nel girone B ci sono delle squadre che vogliono fare mercato e possono attingere da lì. Ora è tutto in divenire. E tu che sei un uomo mercato sai benissimo che è il momento in cui si devono discutere le cose. Anche qualche settimana prima. Io immagino che comunque lì come blasone ci sono tante squadre importanti. È vero. Akragas, Canicattì. Forse l'Akragas in questo momento è quella più in alto come blasone. Sì, ma poi Peppe Cammarata ha fatto una grande squadra e loro sono partiti ritardissimo. Sì, è vero. Perché poi c'era l'allenatore di Gaetano e poi è andato via, hanno preso Peppe Anastasi e hanno dovuto costruire una squadra in divenire. In base anche alle sue esigenze. In divenire, esatto. Perché non penso che Giuseppe sia uno che gli devi portare solo i giocatori, vuole quel giocatore che gli serve a lui. Ma tu ad Agrigento non puoi fare un campionato anonimo, in eccellenza devi provare a vincerlo. Certo. Ed è giusto così, è giusto che tu cerchi il meglio. Anche questo girone dunque sarà apertissimo sino alle ultime domeniche, vedremo cosa succederà. Adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B.
Partiamo subito con i risultati di questa 12ª giornata. Carlentini batte Atletico Catania 7-0, Città di Siracusa AC Catena 1-1, Città di Viagrande e Città di Taormina 2-2, Santa Croce Ragusa Calcio rinviata, SC Palazzolo batte Real Siracusa Belvedere 1-0, Igea 1946 batte Virtus Ispica 2020 4-0, pareggio tra Nebros e Leonzio 1909, ha riposato la Ionica FC. In classifica la conferma per l'Igea 1946, in vetta con 29 punti, 24 per Ionica FC e Ragusa Calcio, 23 punti il Carlentini, 18 il Città di Taormina insieme alla Nebros, 16 punti per il Città di Siracusa, 15 per Leonzio 1909 ed SC Palazzolo, 14 punti la Cicatena, 12 il Real Siracusa Belvedere, 9 punti Virtus Ispica 2020, 7 Santa Croce, 5 Città di Viagrande, meno 2 per l'Atletico Catania. Anche questo girone B ritorna in campo domenica prossima, domenica 5 dicembre, guardiamo il tabellino. Città di Taormina SC Palazzolo, Atletico Catania Santa Croce, Leonzio 1909 Città di Viagrande, Ragusa Calcio Nebros, Real Siracusa Belvedere AC Catena, Virtus Ispica 2020 Ionica FC, Igea 1946 Città di Siracusa, riposerà il Carlentini. Se nel girone A abbiamo 4-5 squadre che possono ambire alla vittoria finale, in questo girone B probabilmente le squadre sono un po' meno, no? Su tutti sicuramente l'Igea 1946, però c'è poi questa Ionica FC che potrebbe insomma dare filo da torcere. Secondo me è una corsa a due tra Igea e Ragusa. La Ionica... escludi la Ionica? Sì. Sì, ma la escludo non perché non abbia dei valori, ma perché l'Igea sicuramente ha di gran lunga qualcosa in più anche del Ragusa. Non so ora in questa fase di mercato cosa faranno. Poi le altre proveranno a concorrere per i Io personalmente credo che l'Igea sia completa comunque in questo caso, se parliamo dal però punto di vista tecnico. Se vogliono, non so se vorranno mettere sulla ciliegina sulla torta, non lo sai. Hanno preso anche Carrello adesso ultimamente. Non lo sai se vogliono fare qualcos'altro per dare ancora più spessore al roster. Sicuramente qualche squadra di quelle attardate proverà a rientrare nella zona playoff. Vedo Città di Taormina, vedi Siracusa, che ora ha preso il nuovo direttore sportivo, Merola. Quindi immagino che loro vogliono provare a fare i playoff e poi con i playoff cercare di inserirsi e fare un Città di Siracusa che attualmente è fuori, però effettivamente dici bene, ma non è lontanissimo, perché non è lontanissimo, nelle ultime 3-4 partite hanno fatto bene, quindi secondo me potrebbe rientrare. Sì, potrebbe rientrare per i playoff, e poi sai, i playoff sono un ternallotto. Certo. Alla fine, anche se tu arrivi quarto o quinto, ma hai già un organico, perché un po' di gap c'è, però se ti sistemi e l'organico diventa importante, non è detto che poi tu, se giochi fuori casa, non puoi andare a vincere. Chiaro, è logico. Poi il blasone è blasone. Quello fa tanto, quello fa tanto. Poi una figura importante come Mascara in panchina. Certi nomi sono nomi. È vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria dell'Igea 1946 proprio contro la Virtus Ispica 2020. L'Igea non concede sconti nemmeno alla Virtus Ispica, che con un poker di reti si sbarazza dal Contres Barone anche della formazione ragusana, che tra le proprie file annovera il barcellonese Santi Mancuso, confermandosi in testa al girone B di eccellenza. Davanti ai propri tifosi la formazione barcellonese, che ritrova sin dal primo minuto Assenzio e Cassaro, approccia bene al match e dopo 4 minuti la sblocca con Giovanni De Marco, che raccoglie la sponda di Pavisic e dal limite scavalca Eire, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2001 è la terza rete in campionato. I giallorossi la potrebbero chiudere già al 12°, ma Isgroda, a distanza ravvicinata, spara alto sulla traversa all'invito di Pavisic. L'Ispica tenta di scuotersi e 4 minuti dopo ci prova Centani in mischia. Paterniti non si fa sorprendere. Poi l'Igea torna a spingere con la spada, che ci prova per 2 volte, prima con una conclusione a giro da fuori al 28°, che sfiora il palo alla sinistra del portiere, e al 39° con un colpo di testa in tuffo trova la decisiva respinta sulla linea di porta di Rossano.
Nella ripresa, dopo un tentativo da fuori di Mazzola per gli ospiti che chiama Paterniti alla parata, l'Igea prende nuovamente in mano le redini del gioco e al minuto 63 conquista un calcio di rigore per il fallo in area di Rossano su Pavisic. Dagli 11 metri Dall'Oglio non sbaglia, facendo così Igea 2, Ispica 0 e prima rete in campionato che il capitano giallorosso dedica all'ex dirigente igeano Andrea Torre. L'Ispica non reagisce, così i barcellonesi potrebbero andare a segno altre 2 volte, ma il colpo di testa di Pavisic al minuto 70 e la conclusione in area del neoentrato Carrello poi non sortiscono l'effetto sperato. Gli sforzi dei giallorossi vengono comunque premiati al minuto 75 quando la punizione calciata da Lucarelli trova la sfortunata deviazione di De Angelis che manda alle spalle di Eire il pallone che regala il 3-0 all'Igea. L'11 barcellonese non si ferma più e all'83esimo il direttore di gara concede il secondo penalty di giornata ai giallorossi per l'atterramento di Isgro da parte di Centani. Sul dischetto questa volta si presenta Assensio che supera Eire fissando il punteggio sul definitivo 4-0 per i suoi e per Assensio è la quinta rete in campionato. Per l'Igea invece è la 9ª vittoria, la 5ª casalinga, giallorossi che si confermano in testa alla classifica con 29 punti e mantengono inoltre l'imbattibilità stagionale con il miglior attacco e la migliore difesa del girone. Abbiamo dunque concluso anche il discorso del campionato di eccellenza. Prima di passare ai saluti con Salvo Castorina, arriva il punto di Giampaolo Montineri. Buon inizio settimana. Se la prendiamo dal punto di vista del lunedì è buon inizio. Se la prendiamo dal punto climatico è buono. Basta acqua, basta, boh, non c'è, basta, siamo ammodorate nel vero senso della parola, sono un po' stravaccato, sì, proprio non abbandonato, proprio appoggiato con calma, perché è stato un weekend difficile, è stato un weekend in cui siamo stati nei campi bagnati, vento, pioggia, ancora una volta partite rallentate, sospese, mai iniziate e poi comunque una calca di numeri che si vanno a codificare. Questa è una settimana particolare dove vi posso anticipare, caro Ettore e cari amici di penalty, non salteranno panchine, perché non salta adesso, non saltano queste panchine, è la settimana che inizia il calciomercato decembrino. Che mercoledì è giorno 1 e quindi pacco regalo e quindi non salta l'allenatore, verranno cambiati alcuni tasselli, verranno riaggiornati gli armadietti. Una considerazione e una premessa importante: alcuni giocatori di eccellenza sono stati chiamati in promozione, alcuni giocatori di Serie D sono stati chiamati per rientrare in Sicilia e giocare in eccellenza. E soprattutto questi giocatori sono tutti quelli di prima fascia. Cosa intendo prima fascia? Sono quei giocatori che sono nelle prime 5-6 squadre di classifica. Se vedi una macchiolina, un cristallo liquido che non si vede buono, ecco. Quali sono i ruoli che stanno cercando? Difensori centrali, soprattutto. Centrocampisti, ma non centrocampisti che possono stare agli esterni, interni, perché manca il... ecco, si sta cercando il giocatore bravo, quello dei tempi, perché comunque mancano le geometrie e soprattutto i 2003, non vorrei dire tante cose altre, i 2003, gli metteranno il sacchetto in testa e verranno rubati di notte. Non verranno chiesti i riscatti. Gli verrà detto al calciatore: tu sei nostro, dovrai per forza accettare questa condizione fino ad aprile, poi sarai liberato senza riscatto. Psst, ti diamo anche i soldi, quelli veri, fino a marzo. Vedremo come sarà.
Quindi questa è la trasformazione che sarà questa settimana. Un po' di risultati importanti sono successi. È bella questa lotta nel girone A delle prime. Lenna non ne ora una. Caro Sempi Catania, se vuoi vieni da me a casa, c'è mia mamma, ti fa l'occhiatura e ti libera, perché la partita non la fai. Quindi si giocherà moltissimo di mercoledì, come avevamo anticipato, anche per questa cosa che c'è il trofeo di categoria, il trofeo di Coppa Italia, giorno 1 l'andata e poi si gioca il 15 il ritorno dei quarti, no? Perché, come ben sapete, il trofeo dell'eccellenza è un bel curriculum ma regionale e soprattutto ti porta soltanto dei crediti, poi ti fa fare un viaggio fuori dallo stretto, 1, 2, forse 3, e vincendo questo ti ritrovi un po' in graduatoria per possibili ripescaggi in Serie D, ma devi avere tutto perfetto, altrimenti comunque fa curriculum. È bello avere in bacheca nel calcio siciliano il proprio trofeo di categoria, questo è molto bello, lo dico già a priori. E non si è giocata totalmente nel girone B Santa Croce Ragusa, si è sospesa al 26esimo per impraticabilità del campo, ma già lo era all'inizio, solo che l'arbitro che arrivava da Tivoli ha voluto mettere presenza formalmente, gli ha fatto giocare 26 minuti, un'espulsione nel Santa Croce, il vantaggio del Ragusa. Quindi questa sicuramente si recupererà o mercoledì 1, ma mercoledì 1 il Ragusa gioca in Coppa Italia l'andata a Siracusa, quindi nulla di strano che si giocherà mercoledì 8, perché poi c'è il ritorno di Coppa mercoledì 15, no? E quindi c'è un'intersecazione di mercoledì. Mercoledì è importante. Nel girone A stavo dicendo, bella sta sfida Nissa-Akragas, va bene, dietro il Canichetti che non ha giocato. E poi soprattutto un campo. Sono stati omologati dei terreni in settimana e c'è questa guerra, è politica, si percepisce, tra la Nissa, società, e la città, o non tutta la città, ma l'aspetto dirigenziale sul manto non è stato omologato, quindi un po' di casotto c'è, si giocheranno fuori. Poi andiamo a vedere la parte bassa e devo dire la verità, c'è tanta sofferenza in un certo senso per alcune squadre. Scusa un attimo perché si è maccato il bottone sbagliato, però ci sono quelle squadre che sono sotto i 10 punti che avranno poco spazio di risalita. È come se già questa parte di campionato sia stata delineata, no? Perché in effetti è una classifica difficile per chi ha accettato di sfidare il girone di eccellenza, perché in effetti il girone di eccellenza è pesante di per suo, molto pesante, angusto, quindi deve avere le forze. Quando parlo di forze economiche, perché il girone di eccellenza ti fa spendere, è abbastanza per poter stare su. La classifica, ripeto, delle ultime c'è la Parmonval che è a 10 punti, quindi poi ci sono due squadre a 8, Monreale e Casteltermini, poi il Cus Palermo a 5 e il Dolce Onorio Marsala. Due vanno direttamente, una retrocede direttamente e poi dobbiamo cercare le altre da play-out. E le altre da play-out sono un problema, perché sono quelle, perché poi c'è lo scatto, da 10 si va a 16 punti ed è una cosa che comunque danneggiano un poco contro quelle che devono inseguire. Devono fare qualcosa di molto straordinario, perché in effetti poi ci sono il Castellammare, Lenna, il Mazzara a 16 punti e queste non sono società piccole, stanno vivendo una stagione veramente difficile perché è complessa, è piena di intoppi, non riescono a giocare con continuità. Si alza l'asticella e c'è la neopromossa Mazzarese a 20, nel mezzo c'è l'unità Sciacca che alterna prestazioni, soprattutto in casa, molto forte, e il Pro Favara a 19. E poi niente, poi ci sono tre squadre a 23 punti, che sono le prime 5 in poche parole, con la coppia Nissa-Akragas a 26 punti, hanno giocato le loro partite. Questo è il girone A. Il
Girone A pesantissimo, ripeto, pesantissimo per quello che è poi il percorso. Non solo, ma domenica 5 c'è l'Akragas in casa iniziamo con i Testaroda, con la Parmaval, Dolce Onorio col Castellammare, questa è una sfida, Lenna con la Mazzarese, se giocano perché il clima non gli sta dando ragione, il Monreale col Profavara, la Nissa col Don Carlo Misimeri. Mister Utro ha dato molta energia a questa società, a questa squadra, un po' il suo carattere, molto da pitbull che non molla mai. Nissa, Don Carlo Misimeri, abbiamo parlato, Sciacca, Canicattì, e questa è una partita dove si riempirà lo stadio, secondo me, assolutamente. Il resto è Mazzara, Casteltermini, l'Oratorio San Giro Giorgio contro il Cus Palermo, altro testacoda. Il girone B segna la vittoria del Palazzolo nel derby con Real Siracusa, ed è una vittoria importante perché Palazzolo in una settimana ha fatto 7 punti in 3 partite. È una squadra che ha iniziato a prendere coscienza dei propri mezzi fra i ragazzi, e di questa situazione ne ha vantaggiato soprattutto proprio il Palazzolo nell'ambito di una classifica, oggi lo vede, a 15 punti. Sotto c'è la Cicatena, il Real Siracusa Belvedere un po' a singhiozzo. Non si capisce questa squadra cosa e come vuole gestire la sua stagione, ambigua. Non vogliono stare lassù, ma non vogliono stare giù. E allora hanno queste partite altisonanti. All'interno, come ho sempre detto, sono tutti amici. Forse deve cambiare qualcosa nel rapporto tra l'amicizia e il risultato del calcio. Il risultato del calcio, poi se non si è contento, sapete cosa succede? Si rompe le amicizie, salta l'allenatore e cambiano tante cose. Quindi non sarà facile capire il Real Siracusa Belvedere in queste domeniche. E il leone che ferma il leone, l'aggressività di Vittorio Iemma e la Cicatena, che comunque aveva passato una settimana brutale, sconfitta a Via Grande, sconfitta in casa con appunto il Palazzolo, hanno strappato un pari a casa del Siracusa, del città di Siracusa, quindi allenata da Peppe Mascara. Come ho detto, chi rincorre fa maledettamente fatica. Chi sta davanti ha sempre qualcosa di vantaggio. Questa rincorsa alle posizioni alte del città di Siracusa sta bruciando molte energie, ma energie in tutti i sensi, non soltanto quelle fisiche o quelle mentali o quelle psicofisiche, ma anche proprio di identità. Ora si apre il calciomercato, è arrivato Merola, l'ex direttore di Biancavilla, della C Sant'Antonio, e chissà cosa si inventerà, ma in che modo. Ci sono ragazzi al Siracusa che hanno richieste in promozione di prima fascia, quindi potrebbero arrivare alcuni e alcuni potrebbero andare via, ma il mercato è di riparazione. Però se c'è una parete che si sta sgretolando non è facile stuccare e quindi renderla solida un'altra volta, quindi non sarà facile per il Siracusa raggiungere magari una posizione playoff, perché già sarebbe straordinaria questa posizione per come nasce il città di Siracusa quest'anno. La crisi del Taormina, dato per una bellezza, forse è proprio il nome della cittadina, la bellezza estetica, ma in questo momento è a 18 punti e sabato gioca in anticipo contro il Palazzolo, quindi sabato 4 un anticipo che richiama l'attenzione mediatica. Chissà se al Bacigalupo si può andare a vedere la partita o ancora ti chiudono fuori e ti deve mettere a pagare 12 per, cioè devi spendere 150 euro con la funivia per vederla dall'alto, ma alcuni secondi, quindi non so, vediamo, magari farò un abbonamento, cercherò di filmarla dall'alto, raccontarla dall'alto, andando su e giù, saltando dei minuti, ma magari beccando dall'alto il movimento che possa raccontare un evento sportivo, chissà. E il Ragusa, come ho detto, ne abbiamo parlato, il Carlentini lì leggiadro, sereno, molto sornione, la squadra di Natale Serafino nelle posizioni che contano, ma senza dire altro ci sono dei movimenti, ci saranno anche qui molti movimenti di calciomercato. Il girone B non è allettante per i calciatori, il girone B è dalla serie ok, non posso andare nel girone A, non voglio scendere di categoria, prendo per buono quello che mi dà il girone B, però nelle prime posizioni. Giù dall'ottavo in poi dice ok, mi passo tempo per altri 2-3 mesi, proprio è lì il fattore. Per quanto riguarda i play out, la zona bassa
Il Via Grande ha migliorato qualcosa, sicuramente migliorerà ancora, rischiano tantissimo, tantissimo. La Santa Croce e la Virtus Ispica su tutte, però ripeto, attenzione a questa identità del Real Siracusa Belvedere, è molto a rischio, quindi magari dico anche qui non salteranno panchine, però qualche decisione drastica potrebbe esserci. Si giocherà di mercoledì, si giocherà di domenica, si giocherà di mercoledì, si giocherà fino all'ultima settimana di dicembre, quindi questo... Ma vi siete chiesti perché nessuno sta parlando del panettone calcistico? Non c'è più? Non si ha voglia di parlare? Prossima settimana, panettone. Ciao ragazzi! Grazie Giampaolo, sempre ficcante come al solito il tuo commento, ti ritroveremo puntuali anche la prossima settimana. Allora, Salvo Castorina, siamo ai saluti per quanto riguarda la tua presenza qui all'interno di Penalty. Intanto auguri, perché so che stai diventando papà per la terza volta. Grazie. E quindi insomma è un piacere dirlo anche qui a Penalty, però qui a Penalty dobbiamo dire a questo punto quali sono le prospettive anche di Salvo Castorina. C'è stata questa partenza possibile a Trapani, poi ti sei guardato intorno, adesso probabilmente fai bene a fermarti, perché se no rischi di prendere i guai degli altri nel tuo curriculum, se vai in questo momento magari in qualche società con qualche problema. Sì, dispiace stare fuori perché chi è uomo di calcio, certo, comunque ti dispiace che non lavorare, ti dispiace perdere quella quotidianità che fa parte di te. Però è anche vero che se non ci sono le condizioni meglio non farlo, cioè io la penso in questa maniera, ma non lo dico tanto per dire, perché sai, spesso ci sono delle frasi fatte, io lo dico con cognizione di causa, perché avventurarsi in certe situazioni non sempre come ho detto poc'anzi, rischi di prenderti i guai degli altri. Sì, non sempre fa bene, anche perché poi se tu lo fai con professionalità, con dedizione, e trovi dall'altra parte o vai a lavorare in posti dove il dilettantismo è ancora più di dilettantismo di quello che già c'è, rischi di ammalarti tu, perché poi io sono una persona che somatizza, no? Sì. Quindi quando poi con i tuoi interlocutori non parli la stessa lingua, perché volutamente non parli la stessa lingua, diventa complicato, come dice Mister Pitatella, diventa tutto complicato. Questa è una frase che mi è rimasta impressa, che ti porti sempre con te, che mi porto dietro, e quindi meglio stare a guardare, sperando che ci siano poi le condizioni per far calcio, non dico in maniera super professionale, però che ci sia quel minimo di decenza per fare calcio è sempre molto più difficile comunque sì, qui in Sicilia, sì, perché no, le risorse economiche sono sempre molto limitate. Per me lavoro, quindi per me in Sicilia, in Val d'Aosta cambierebbe poco, perché anzi forse un'esperienza fuori dalla Sicilia ti piacerebbe ancora di più. Sì, però non credere che dalle altre parti sia diverso. Ah beh, immagino. Il mare è uguale da tutte le parti. Mi dispiace che in Sicilia ci siano delle realtà che potrebbero far molto di più. Stiamo soffrendo il fatto che abbiamo poche squadre professionistiche. Sì, quello sicuramente. Questo è un problema che ci portiamo. Quello sicuramente, perché siamo ancora più lontani dal calcio che conta. Sì. Ma poi anche la distanza reale. Se tu vuoi farti una chiacchierata con un amico, tu devi pensare che devi prendere l'aereo, che devi affittare la macchina, devi affittare l'albergo, eccetera, eccetera. Cioè, non è come se una persona che abita a Napoli si fa 3 ore di macchina e già è a Roma piuttosto che a Firenze. In ogni caso io spero che ci sia da qui in avanti, spero che ci sia un po' più di professionalità a 360 gradi. Che qualche famoso progetto più chiaro. No, che i presidenti si accorgano che tutti quelli che fanno calcio devono essere figure professionali, figure che hanno studiato, figure che lo fanno per lavoro, e non figure che si improvvisano perché possono portare i 10, 20, 50 mila euro. E qui in Sicilia ce ne sono parecchi. Non lo dico perché... Lo dico io. Non lo dico perché... Senza fare nomi. Non lo dico perché sono fuori, ma lo dico perché è una cosa reale. Siccome purtroppo in tanti a volte non diciamo quello che pensiamo, è giusto che si dica quello che è giusto che si dica quello che è giusto dire, a prescindere da tutto. Poi tu puoi non far più calcio a vita, certo, ma
la tua onestà intellettuale non deve essere Ma lesa. tu rimani sempre però fiducioso che prima o poi arriverà una società con un progetto importante che vuole affidarsi giustamente ad un professionista. Ma ce ne sono tanti professionisti, io non parlo di me. Certo, Cioè, persone preparate e qualificate, quindi qualificate, ce ne sono parecchi, intendo gente che ha studiato, ma come anche allenatori, gente, intendo che ha studiato, che ha un titolo, non che vengono chiamati direttori sportivi o direttori generali per ingiuria, come si faceva nei paesi in passato. Gente che ha studiato ce n'è tanta, gente che è qualificata. È giusto che il calcio lo facciano queste persone, se no non rimarremo sempre così ad improvvisare. Io penso che come gli allenatori anche i direttori sportivi debbono avere una qualifica ufficiale federale e che soltanto loro possono effettivamente avere quel ruolo, ricoprire quel ruolo. Ma anche il direttore generale, il segretario, perché la figura del segretario è riconosciuta, il team manager, ormai tutte le figure che fanno parte della struttura calcio sono tutte riconosciute, tutte con attestato. Qui in Sicilia insomma si sottovaluta questa cosa. Si sottovalutano queste cose, ma non è così, perché la professionalità è alla base. Ribadisco, avrei detto queste cose anche se avessi avuto squadra, non perché non ce l'ho. Sì, Perché ti conosco. Io purtroppo questo limite. Le caratteristiche tue le conosciamo e sono tutte apprezzabilissime. Allora ti auguro sicuramente un importante 2022, speriamo che presto insomma, possa arrivare la proposta interessante di qualche club. Io dico sempre che penalty porta fortuna, quindi speriamo bene anche ha sempre anche portato per fortuna. Io ti ringrazio sempre per il pensiero, perché mi inviti ogni anno. Vabbè, sei un intenditore di calcio, conosci bene le categorie, mi sembri proprio la persona ad hoc per parlare appunto qui a Penalty. Grazie, auguri di buon Natale a tutti. Grazie a Salvo Castorina. A questo punto noi ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, ritorneremo in studio tra poco con un nuovo ospite e parleremo del campionato di promozione. Da grande sarò una ballerina. Da grande farò il dottore per guarire tutti i bambini. Da grande voglio fare il pompiere. Il futuro dei bambini ammalati di neuroblastoma è incerto. Permetti ad ogni bambino di realizzare i propri desideri. Il neuroblastoma è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Aiutaci a sconfiggerlo, trasformando la disperazione dei genitori in una speranza concreta. La ricerca scientifica è l'unico reale strumento per contrastare la malattia. Il nostro sogno è quello di guarire tutti i bambini malati di neuroblastoma. Possiamo farlo con l'associazione che sostiene la ricerca d'eccellenza in Italia. Per Natale aiutaci e dona un futuro ai bambini per realizzare i loro desideri. Scegli i doni dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. Grazie di cuore. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito l'appuntamento del martedì sera a partire dalle 21 e poi in replica dopo la mezzanotte del mercoledì, l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, come al solito, come sempre dico io, raccontiamo il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Seconda parte della nostra trasmissione che apriamo con la presenza del nostro secondo ospite di questa settimana, Alfio Sanfilippo, che ritrovo dopo qualche mese. Come va? Tutto a posto? Bene. So che sei stato in giro in questo ultimo periodo ad osservare tantissimi nuovi talenti. Sì, sono stato la settimana scorsa in Campania, ho visto tre società di Serie D e una di eccellenza, per vedere se eventualmente ci sono questi ragazzi che debbono giocare per forza, c'è l'obbligatorietà del gioco, quindi 2002, 2003, 2004. C'è buon materiale in giro? Sì, in Campania c'è molta quantità, bisogna selezionarli, però ho visto qualche cosina di interessante. E qui sul mercato, diciamo, siciliano? Siciliano io ho visto partite di eccellenza del girone B. Sì.
un po' tutte le società, ad esempio Ligea, Via Grande, Acicatena. Però tu mi stai parlando spesso e volentieri di settori riguardanti il campionato di eccellenza e di Serie D, ma nei settori giovanili sei riuscito a vedere qualche cosa di interessante? Ma guarda, fino a domenica scorsa ho visto una partita, due società molto, molto forti, con tutti 2006 e qualche 2005. Ti posso dire, in un campo piccolino che tu sai che è il Paratore, poi senza tribune, mettersi sopra che uno deve stare attento che può cadere dentro il campo. Sì, è un problema. È un problema. Qualche cosina si è intravista, però bisogna rivederli. Però mi sa che c'è molto da lavorare. Secondo me, non voglio essere ripetitivo, ma c'è un po' di pessimismo, vedo. C'è molta quantità e poca qualità. Io mi auguro che nelle varie rappresentative che ora usciranno posso guardare qualche cosina, ma io preferisco guardarli nelle proprie squadre dove un ragazzino si può esprimere meglio. Ed è anche più rilassato, perché poi un ragazzino quando sa che c'è un osservatore che viene a vederlo, magari insomma rischia di emozionarsi troppo. Sì, però vedi Ettore, pensavo che noi ci siamo visti l'ultima volta a Palma il 7 di agosto, ti dissi spero che quando inizia, dopo un anno e mezzo di inattività, perché hanno un anno e mezzo che questi ragazzi non giocano, è saltata una stagione proprio piena. No, questi ragazzi avevano un anno e mezzo che non mettevano piedi in campo e quindi non hanno giocato, fisicamente sono giù. Quindi io ho detto probabilmente all'anno nuovo forse uscirà qualche cosa, ma soprattutto per un discorso fisico, atletico, mentale. Ma però ci vuole anche la società pronta a sacrificare anche mezzi e uomini. Sì, ma possiamo fare una trasmissione è vero, per 2 giorni di seguito, però è non voglio toccare questo tasto perché poi entro non in polemica, per carità, no, perché i giovani assolutamente. Bisogna anche saperli trattare, saperli guidare, deve essere un ottimo psicologo il tecnico, ma si possono contare pochissime persone che sanno fare questo qua. Va bene. Allora iniziamo a parlare del campionato di promozione e lo facciamo subito con il girone A. Si è giocata la 10ª giornata del campionato, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Alba Alcamo, Resultana San Lorenzo 0-0, Casteldaccia batte Fulgatore 3-1, Folgore Castelvetrano batte Città di San Vitolo Capo 1-0, Gangi batte Raffadali 2018 6-4, Partinica Audace batte il Supergiovane Castelbuono 2-0, Lascari Cefalù batte Camarat 3-1, Villabate Città di Carini 2-2. Pareggia il Resultana San Lorenzo, ma rimane sempre al primo posto di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Al secondo posto troviamo il Gangi con 21 punti, 19 per Fulgatore e Lascari Cefalù. Con 17 punti il Casteldaccia, 16 per la Folgore Castelvetrano, 15 punti per l'Alba Alcamo, 14 per il Raffadali 2018, 13 punti Città di San Vitolo Capo, 11 per il Città di Carini, 9 per Camarat e Partinica Audace, 5 punti Supergiovane Castelbuono e Villabate. Un pareggio per la Resultana San Lorenzo che conferma sempre la squadra palermitana al primo posto, però alle sue spalle avanza questo Gangi, uno storico Gangi che vuole insomma Alfio tentare di ritornare quantomeno nel campionato di eccellenza, squadra che ha anche militato per molti anni in Serie D. La classica partita Gangi-Catania. Quella storica direi, sotto questo punto di vista. Aveva allora anche una bella squadra. Beh certo, e parliamo di un campionato di Serie D. Quindi adesso ritrovarlo in promozione. Ma sai, questi punti che sono un po' dimenticati, no? Io penso che facendo un lavoro molto tranquillo, senza avere la pressione, hanno anche un ottimo pubblico, certo. Quindi è lo sfogo domenicale della gente di Gangi, va a vedere la propria squadra. Chiaro. Probabilmente non possono vedere neanche Sky, perché può darsi che non ce l'hanno, vanno lì
a guardarsi la partita della la squadra del paese diventa la cosa più importante dal punto di vista sportivo. Ma ce ne sono tante squadre che vanno e si trovano in una zona della Sicilia un po' dimenticata, quindi io penso che ha le possibilità anche di poter rientrare in un contesto anche di playoff. Certo, perché dobbiamo tenere presente anche un'altra cosa, che questa Resultana San Lorenzo ha pareggiato, ma ha pareggiato con un'altra società storica che c'entra poco con il campionato di promozione, l'Alba Alcamo. Dove hanno anche un serbatoio di giovani ad Alcamo, perché mi sembra che c'è ancora l'Adelcam, quindi fornisce anche dei ragazzini. Storica società proprio del settore giovanile. Perché l'Adelcam sono usciti tantissimi giocatori all'Atalanta, all'Inter, alla Roma. Allora io andavo lì a Trofeo Gaia e si pescava sempre. Famosissimo, era un ragazzo dal 3 al 6 di gennaio, mi ricordo un ragazzo, mi ricordo che allora presi io Alderuccio e Manciapane dell'Alcamo, che poi sono andato all'Atalanta perché l'Inter non ci ha creduto, però sono andato all'Atalanta. Quindi lì hanno la fortuna di avere un serbatoio di giovani dove possono aiutare le società piccole. Anche se credo che in queste categorie, probabilmente me lo insegni, comunque il giovane è importante, ma i giocatori di esperienza ti aiutano tantissimo. Per esempio Clemente nel Resultana San Lorenzo sta facendo la differenza. Clemente un giocatore che mi sembra che è un 80. Sì, è considerevole la sua età. Fa la differenza anche in questa realtà, seppur piccola, del Resultana San Lorenzo. Quando uno sa giocare a calcio, anche se tu giochi in promozione, che è stato un declassamento ai fini anagrafici, certo, chiaro, mi ricordo che è un 80, quindi, però dà il supporto importante in mezzo al campo. Allora faceva lui una seconda punta, poi è andato. Adesso sta giocando un po' dietro le punte, però riesce a mettere il pallone dove vuole lui. Giocò anche a Paternò quando c'era Pasquale Marino. Sì. È un giocatore importante, un trascinatore poi alla fine. Un giocatore forte allora era, ma penso che quando uno ha i piedi buoni può vero. Giocare. D'altra parte prendere gli ingaggi, si sa risparmiare anche le proprie forze fisiche. Certo, no, dicevo, perché poi alla fine per prendere anche gli ingaggi in promozione, comunque anche se hai una certa età devi sempre comunque dare il massimo o quantomeno dimostrare di avere le qualità che possono servire anche alla squadra. Anche se non è entro la promozione che ci ricordiamo noi altri. Stiamo parlando di altre promozioni, assolutamente. Però è un campionato divertente, penso che faranno giocare anche molti giovani. E secondo me è un campionato diciamo scadente, no, mediocre, dove i ragazzi giocano che trovano poco spazio dall'eccellenza, perché può darsi che ci sarà qualcuno più bravo in promozione che in eccellenza. È vero. Quindi nella vita bisogna sempre crederci. Voltiamo pagina perché adesso dobbiamo parlare subito dell'interessantissimo girone B del campionato di promozione. Anche qui 10ª giornata del campionato, guardiamo subito il tabellino. Messana 1966, Rocca Acquedolcese 2-2, Sant'Angiolese batte Valdinisi 5-2, Milazzo batte Sinagra Calcio 2-1, Atletico Messina batte Gioiosa 3-1, Castelluccese Torrenovese 0-0, Rinviata Promende Profalcone ed infine Gescal batte Stefanese 2-1. Vittoria importante per il Milazzo fuori casa, vittoria che permette alla squadra messinese di volare al primo posto solitaria in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Il Milazzo appunto in testa con 22 punti, 20 punti per Rocca Acquedolcese, Promende 19, 17 Profalcone e Atletico Messina, 13 Messana 1966, Sant'Angiolese e Torrenovese, con 11 punti la Castelluccese ed il Gescal, 9 punti per Sinagra Calcio e Gioiosa, 5 per il Valdinisi, chiude la classifica la Stefanese con 3 punti. Importantissima però per quanto riguarda la situazione di questa classifica sottolineare che il Promende deve ancora recuperare 3 partite, una partita invece per Profalcone, Torrenovese e Valdinisi. In testa dunque troviamo questo Milazzo, però come ho detto poc'anzi la Promende deve ancora recuperare 3 partite, ma il Milazzo che abbiamo visto in queste settimane, Alfio, ha confermato di avere sicuramente delle buone possibilità di passare finalmente in eccellenza, perché probabilmente è la categoria che merita. Sì, senz'altro. Ma anche l'Acquedolce che è seconda in classifica se la giocheranno entrambi, però secondo me
il Milazzo dovrebbe spuntarla e ritornare in eccellenza. E poi Meritatamente, poi non sappiamo se in eccellenza ci sono le forze poi economiche, perché sappiamo benissimo il Milazzo che percorsi fa, quando va in eccellenza poi c'è questa ricaduta. Bravo, può anche darsi che c'è una società solida, e si fanno 4 conticini e può darsi che faranno un campionato di eccellenza di alta classifica, certo, che il Milazzo non merita di giocare assolutamente, senza discreditare il discorso promozione. Insomma, il Milazzo ha fatto categorie importanti, ha pubblico, una bella struttura, un bel campo, quindi è un peccato vederli giocare. È vero. Andiamo subito a vedere la partita vittoriosa proprio del Milazzo, 2-1 contro il Sinagra Calcio. I mamertini di Nastasi violano il barone Salleo e volano in vetta alla classifica del campionato di promozione. Complice il rallentamento del Rocca Acquedolcese, pari rocambolesco contro la Messana, e dell'ennesimo rinvio della Promende. Gara vibrante con i rossoblù che provano sin dall'inizio a prendere in mano le redini del gioco. Al 15° Ferlazzo anticipa un avversario, ma non trova lo specchio della porta. Passano 60 secondi e sempre all'interno dei 16 metri Piccolo non riesce ad imprimere la giusta forza alla sfera. Il Sinagra prova ad uscire dal guscio e tenta il gol direttamente dalla bandierina con Scarbaci, che per poco non beffa l'estremo ospite. Un lampo nel buio, in quanto i milazzesi continuano a pigiare e creare le condizioni per il vantaggio. A metà frazione l'Aquidara in aria non riesce a trovare l'angolo e battere Bonfiglio. Stessa sorte per Piccolo al minuto 25, ma ancora una volta si salva l'estremo di casa. Il gol sembra nell'area e appare cosa fatta al minuto 27, ma l'azione tambureggiante degli ospiti non si tramuta in rete perché Bonfiglio si oppone alla grande sul Leo. Prima del duplice fischio, forse l'occasione più ghiotta. Piccolo da posizione vantaggiosissima, incredibilmente non riesce a gonfiare la rete sinagrese. Medesimo spartito nella ripresa con Mandanici che al 53esimo, in condizioni precarie di equilibrio, calcia a rete ma senza solleticare Bonfiglio. L'Aquidara prova una delle sue scorribande sull'aute di sinistra e serve in aria per Piccolo, il cui colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Superata l'ora di gioco, il Milazzo raccoglie i frutti del predominio e passa in vantaggio. Sugli sviluppi di tiro dalla bandierina, Matinella colpisce la traversa. Il più lesto a scaraventare la palla in rete è Mandanici. Autentico gol da rapace d'area di rigore. Il 6° in campionato, 2° in trasferta dopo quello contro il Gioiosa. Il gol subito scrolla i ragazzi di Sardo Infirri, che provano a riequilibrare il match con Liuzzo, che riesce a girarsi in aria ma senza bucare la rete mamertina. Rete del pari che viene siglata al minuto 76 da Mangano, bravo a sfruttare al meglio una palla inattiva di Scarbaci. Ambiente in estasi per il primo gol in stagione del classe 2002, ennesimo prodotto del fiorente vivaio giallo-rosso. La gioia del pari dura poco, infatti i ragazzi di Nastasi mettono la freccia appena 3 minuti più tardi, quando Leo sul binario di destra crossa e Ferlazzo impatta la sfera alla perfezione, battendo Bonfiglio e riportando i rossoblù di nuovo avanti. Perfetto l'inserimento del classe 2001 al 2° centro stagionale, il primo nella trasferta vittoriosa di Santa Teresa contro la Baldinisi. Piove sul bagnato per i padroni di casa. Prima della ripresa del gioco, su segnalazione dell'assistente numero 2, il direttore di gara espelle Gullà, lasciando i giallorossi in inferiorità numerica. Nei restanti minuti Liuzzo e compagni non riescono ad impensierire gli avversari, anzi complicano anche la prossima gara con la seconda espulsione di giornata, doppia ammonizione per Bonfiglio e addirittura rischiano il 3° gol in pieno recupero quando, trovato in contropiede, dosa male il pallonetto e non sorprende Bonfiglio. Finisce così il match del Barone Salleo con la 3ª vittoria esterna dei Mamertini, imbattuti e in vetta alla graduatoria alla fine della 10ª giornata. Domenica prossima prova verità, speriamo, contro la Promende, ex capolista, ma con 3 gare in meno. Terza sconfitta interna per il Sinagra che non vince da 7 turni e dovrà ricompattarsi in fretta perché all'orizzonte c'è il derby dedicato contro il Gioiosa.
E adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone C. In questo girone C sottolineiamo ancora una volta la conferma del Real Aci, ma guardiamo subito il tabellino dei risultati. Belpasso 2014 batte Lavinaio 2-1, Mister Bianco San Gregorio 2-2, Rinviata Armerina Leonfortese, Atletico 1994 batte Gimnica Scordia 2-1, Real Aci batte Don Bosco 2000 2-0, Atletico Nissa Ciclope Bronte 0-0 ed infine FC Motta batte Città di Calatabbiano 4-1. Conferma dunque per la squadra di Manca in questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo subito la classifica. Real Aci in testa con 26 punti, 25 per l'FC Motta, 21 punti Atletico 1994, Belpasso 2014 17 punti, 16 punti per la Leonfortese, con 14 punti l'Atletico Nissa, 10 punti San Gregorio e Don Bosco 2000, 9 punti Gimnica Scordia, con 8 il Città di Calatabbiano insieme al Mister Bianco, 7 punti Lavinaio ed Armerina, con 6 punti il Ciclope Bronte. Un Real Aci dunque che conferma la sua forza con questo primo posto in classifica, un Real Aci che fa piacere vederlo attualmente al primo posto perché c'è anche tutto l'ambiente acese, Alfio, che è molto contento, cioè non c'è questa rivalità con la Ciriale. Ho avuto ospite il presidente qualche settimana fa e me lo ha confermato, cioè è ben voluta dai tifosi accesi. Sì, effettivamente io conosco la realtà del Real Aci perché è una realtà bella, pulita, corretta, non ha mai dato fastidio alla prima squadra, no? Diciamo che sarebbe la Ciriale Calcio, loro si fanno il suo lavoro e loro anche quando la Ciriale era nei professionisti. Io penso che insieme al Motta, sì, e secondo me anche insieme alla Leonfortese, sì, sono le tre società che possono mirare a vincere il campionato. Poi, mentre le altre due che in questo momento sono interessanti, l'Atletico 1994 e anche il Belpasso, possono fare i playoff, secondo me, e si giocano tutto lì. Guardiamoci la vittoria del Real Aci 2-0 contro il Don Bosco 2000. Torna in campo il Real Aci dopo la vittoria prestigiosa di Motta e lo fa per la prima volta da capolista contro la Don Bosco, avversario pericoloso che si trova a metà classifica. Dopo il doveroso ricordo delle due squadre, si comincia a giocare, il Real si rende subito pericoloso, rimessa di Mauro per Panassidi in aria, la mette dentro, libera Tespi, il pallone finisce a Licata, respinge Bonsignore il suo destro, poi la Don Bosco prova ad uscire palla al piede ma non ci riesce, Mauro le tiene lì, cross, pallone che finisce a Manca, si gira, serve sulla corsa Mauro la mette in mezzo, il pallone filtra Mongelli, il gol di Mongelli annullato per il fallo di Luca Panassidi ai danni del portiere ospite. Sbaglia il passaggio per Bonsignore favorendo Panassidi, dribbling su Bonsignore, cerca Mongelli, lo coglie in controtempo, poi Cavallaro lotta e recupera la sfera, Mongelli la mette sul secondo palo per Mauro che è libero, Mauro, una via di mezzo fra il tiro e il cross e pallone che si perde fuori. Prova a farsi vedere in attacco anche la Don Bosco, Scerti per Franchino, grande intervento deciso e pulito di Zagami, che dà a Cavallaro vede il movimento di Panassidi, in verticale per Mongelli, posizione giudicata regolare, Mongelli entra in aria, cerca il destro, Sisè, con 3 la conclusione di Mongelli, quasi mezz'ora di gioco, Sisè, attaccato da Manca, poi butta via il pallone, la Don Bosco recupera Licata, alza la testa e vede il movimento di Mongelli, gran palla di Licata, stop e destro di Mongelli, e Real Aci in vantaggio, Fabio Mongelli, ancora lui, terzo gol consecutivo tra Coppa e campionato. 13 minuti alla fine dell'incontro, Di Blasi pressa Franchino, arriva prima sul pallone Tespi, scivola, lo attacca anche Mongelli, arriva Di Blasi che gli porta via il pallone, 2 contro 1, Di Blasi serve Mongelli di sinistro, e 2-0 Real Aci. Doppietta per Fabio Mongelli che chiude i conti. È il 10° gol stagionale, il 5° in campionato per l'attaccante granata. Finisce così, Real Aci sconfigge 2-0 la Don Bosco e mantiene la vetta della classifica, conservando un punto di vantaggio sul Motta vittorioso in quel di Calatabbiano. I Granata vincono una partita non semplice dopo il duro tour de force affrontato nelle ultime settimane tra Coppa e campionato
e dedicano questi 3 punti al compagno di squadra Cristian Maodda. Domenica altro impegno casalingo e stavolta l'avversario sarà il mister bianco. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Per adesso abbiamo una lepre che è il Real Aci e l'inseguitrice ufficiale che è l'FC Motta. Sarà una dura battaglia sino, secondo me, abbondantemente nelle ultime giornate. Dipende dal 1° di dicembre al 18 che c'è il mercato. Lì se si qualche cosa potrebbe cambiare. Se nasce qualcosa e si rafforzano, evidentemente vuol dire che vogliono vincere il campionato. Se lasciano il terreno com'è, può darsi che si accontentano anche dello staff che hanno, del parco giocatori che hanno. Ma io penso che un pensierino glielo farei, prendere 2 o 3 elementi buoni per fare il salto. Vedremo, vedremo. E adesso l'ultimo girone per quanto riguarda il campionato di promozione, parliamo del girone D. Risultati della 10ª giornata. Megara 1908 Sporting Eubea 0-0, Pro Ragusa Priolo Gargallo 1-1, Rinviata Città di Avola 2020 Modica Calcio. Città di Canicattini batte RG 3-2, Club Calcio Vittoria batte Calcio Scicli 1-0, Frigentini batte Nuova Città di Gela 2-0 ed infine Mazzarone batte Città di Comiso 1-0. Vittoria importante del Mazzarone nel big match contro il Città di Comiso. Ne approfitta per volare al primo posto anche per la contemporanea sconfitta della Nuova Città di Gela. In classifica infatti troviamo il Mazzarone in testa con 23 punti, 22 Nuova Città di Gela, 20 punti Città di Comiso. 19 Modica Calcio, 18 punti Priolo Gargallo, 15 Frigentini, con 13 punti Sporting Eubea, Pro Ragusa e Città di Canicattini, 11 punti Club Calcio Vittoria, 8 Megara Augusta 1908, 7 punti Calcio Scicli, 6 punti Città di Avola 2020, chiude la classifica l'RG con 4 punti. Una partita da recuperare per Modica e Città di Avola 2020. È stata sicuramente la partita più importante di questo girone D, la partita tra Mazzarone e Città di Comiso. Due belle realtà, con un Mazzarone che vuole sicuramente dire la sua in questa stagione ed un ritrovato Città di Comiso che da qualche settimana insomma assapora la zona alta di questa classifica sperando magari presto di ritornare in eccellenza. È da un paio di settimane che il Comiso sta riprendendo la corsa. Questa battuta d'arresto è perché ha perso il big match. Bravo, e il Mazzarone sta avendo una certa continuità, però c'è il nuovo Gela, A parte, tu tifi per il nuovo Gela, io tifo per un'altra squadra. Quale? Che è partita malissimo ma arriverà prima. Modica. Bravo. Mi immaginavo Bravo. perché le voci che arrivano da Modica sono quelle di una grande organizzazione e di una grande voglia di ritornare in eccellenza. Ma è anche altro. E anche altro. Si stanno organizzando per fare non bene, benissimo. Beh, hanno preso giocatori anche di categoria, su tutti il centrocampista Gatto, no? Tutti hanno uno squadrone, cioè se oggi si trovava in eccellenza Poteva dire la sua. Faceva un figurone e penso che il Modica, recuperando la partita, vincendola, va a 21, quindi va al terzo posto. E quindi farà un campionato straordinario. Poi c'è sempre la lotteria dei playoff. Non lo so se ci sarà un ritorno di una vecchia volpe tecnico a Modica. Non lo dico perché mi è arrivata una voce. Parliamo casomai per la prossima stagione. Per la prossima stagione, certo. Però lui ha fatto benissimo lì, è nato come allenatore, ha vinto. Quindi non lo sappiamo, noi ci auguriamo che va... Tra l'altro vive a Modica. Noi ci auguriamo stiamo parlando di Pino Rigoli, è inutile che cerchiamo di nascondere questa cosa. Voci di corridoio lo voglio effettivamente. Io dico sempre di trovare sempre una soluzione più importante da professionista che è, però ho capitato che lui sta dietro le quinte in attesa di qualche eventuale chiamata, però la squadra sta facendo molto bene e chissà che l'anno prossimo si riparte un ciclo
come è stato fatto tanti anni fa con arrivando Aurnia, sino con in Aurnia, Lega Pro. con Aurnia, È vero. sì, sì, sì. Sta andando male comunque questo Città di Gela, perché un'altra ennesima sconfitta. Settimana scorsa si è perso in casa, questa settimana una battuta di arresto a Frigentini. Cosa succede a Gela? Partenza bestiale, tantissimi punti, grande gioco. E poi si sono fermati. Che succede? Ma vuol dire che sta mancando qualcosa societario? Stanno mancando i rimborsi spese? Io faccio delle ipotesi, perché quando uno perde c'è qualcosa che non va. Comunque guardiamocela questa sconfitta contro il Frigentini, la vittoria per la squadra ragusana 2-0 proprio contro il Nuova Città di Gela. In scena per la 10ª giornata del campionato di promozione c'è Frigentini, città di Modica contro il Gela. Si gioca sotto una pioggia battente e un campo che più che un rettangolo di gioco sembra una pista di pattinaggio. Entrambe le formazioni sono reduci dalle rispettive sconfitte contro Comiso e Pro Ragusa e cercano il riscatto in questa fredda giornata di fine novembre. Minuto 14 parte bene il Frigentini con una ripartenza che trova Occhi Pinti pronto a ribadire in rete. 1-0 per i modicani. Un minuto dopo lancio per Iannizzotto che finisce a terra, ma per l'arbitro Longo non c'è nulla, con il giocatore giallonero che rimedia anche un giallo. Minuto 18 ancora con Iannizzotto che tenta di impensierire l'Alicata senza successo. Minuto 27 altra tegola per il Gela che perde Ruscica, al suo posto il giovane Alessi. Minuto 38 palla in mezzo di Navanzino, arriva Ascia che di testa, palla di poco al lato. Minuto 42, Campanaro trova la rete del pareggio ma l'arbitro ferma tutto per una sospetta posizione di fuorigioco. Primo tempo gli sgoccioli con Tomaino che ci prova sul calcio piazzato, palla di un soffio al lato. Nella ripresa padroni di casa che raddoppiano subito con Fornì, Frigentini 2, Gela 0. Gela che ci prova ancora con i tiri da fermo, sempre con Ascia respinge il portiere L'Alicata. Minuto 42, altro gol annullato a Campanaro per un fuorigioco dubbio. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, gialloneri che incappano nella seconda battuta d'arresto consecutiva e con il Mazzarone che la scalza dalla vetta, e domenica prossima al Presti c'è proprio Gela Mazzarone per una sfida sicuramente da non perdere. Anche per questa stagione, insomma, come al solito saranno i risultati, soprattutto nella seconda parte della stagione, a decidere le vincenti dei gironi. Abbiamo chiuso anche con il girone D del campionato di eccellenza, vedremo cosa succederà se questa Nuova Città di Gela ritornerà prepotentemente anche a cavalcare la prima posizione del suo girone. Tutto questo appunto lo vedremo a partire dalle prossime settimane. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di prima categoria e subito il rullo con i risultati e le classifiche.
campionato di prima categoria, caro Alfio, che inizia e finisce veramente con le società completamente distrutte dalla stanchezza, dalle trasferte, dai costi. Una prima categoria che regala sicuramente parecchie emozioni, perché lì c'è il culto dell'amatoriale. Ma è iniziato? Sì, sì, è la dimostrazione che non lo segui allora. Francamente, sì, è iniziato, è iniziato. No, Dio mio, è sempre una categoria bassa, però divertente. Certo, beh, lì c'è la vera cultura dell'amatoriale. Dove ci sono 22 elementi che si mettono in pantaloncini. Ogni domenica c'è un abito, ci sono due panchini occupati da quelle persone c'è anche che non qualche giocano. presidente che fa qualche sacrificio personale, no? Bravo. Perché finanzia anche il progetto della sua squadra. Certo, ci sono soldi che bisogna spendere, l'iscrizione, i tesseramenti, le visite mediche. È un divertimento, come dici tu, amatoriale. Poi quando scatta il discorso riguardante la promozione cambia tutto. Cambia perché c'è poi subentra l'agonismo, subentra, dici ce la posso fare, voglio andare in promozione, e lì si vede la forza esplosiva anche economica e anche degli elementi, perché io penso che si vedranno anche qualcuno con qualche piccola pancettina. Ho visto però una domanda che ti devo fare, ma giovani ne giocano? Sì. Ragazzi, giovani significa 17, 16 anni, 18 giocano anni. parecchio. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio per la parte conclusiva della nostra puntata. Potrei parlarvi della quarta stella, quella sulla maglia azzurra del 2006, e tutti voi sapete che cosa rappresenta. Oppure delle tante stelle che ho avuto la fortuna di allenare nel calcio. Ma questa volta vi voglio parlare di stelle veramente molto importanti. Le stelle di Natale dell'AIL. Fai come me, porta a casa una stella. Sostieni la ricerca, facciamo squadra con AIL. Eccoci rientrati in studio, parte conclusiva, una parte conclusiva che purtroppo inauguriamo con il ricordo di due personaggi legati al mondo del calcio che sono scomparsi questa settimana. Iniziamo da Vittorio Licciardello, che tu tra l'altro hai avuto modo anche di conoscere. Certo che lo conosco, Ettore, è una persona che l'ho conosciuta molto bene. Domenica ho aperto il giornale e ho visto la sua fotografia, mi sono un attimino sospeso, nel senso mi sono fermato. Vittorio Licciardello era un grande come uomo, come sportivo, come impiegato comunale. Conosciutissima da Sant'Antonio. È una persona che era responsabile dell'ufficio anagrafe, io avevo anche dei contatti con lui personalmente, almeno 2 volte alla settimana ci vedevamo. Ma soprattutto dal punto di vista sportivo ha legato il nome dell'ACI Sant'Antonio anche in categorie importanti. Ha fatto che dalla promozione sono andato in Serie D, con l'ACI Sant'Antonio. Ma la cosa più bella che io ti voglio dire, che forse tu sicuramente lo saprai, è che lui riusciva a fare il segretario, il direttore sportivo e il direttore generale, quando oggi in tutte le società ci sono 3 personaggi. Sì, è vero. E allora ce n'era uno che si chiamava Vittorio Licciardello, persona educata, conoscitore di calcio, sceglieva lui i ragazzi d'accordo con l'allenatore, e quindi era una persona che si faceva rispettare, però era un buono, anche se era piccolino, non era un gigante, ma era piccolino, magrolino, ma di una personalità straordinaria. Tra l'altro questa sua scomparsa si lega anche al momento calcistico di ACI Sant'Antonio non certamente positivo. Sai benissimo che stagione iniziale disastrosa, con il fatto che poi purtroppo è scomparsa proprio la realtà di ACI Sant'Antonio. La scomparsa di Vittorio e la scomparsa anche a livello sportivo dell'ACI Sant'Antonio. E questa è una cosa che francamente lui ne avrà sofferto. Immagino. Perché lui era sempre stato ed era sempre un tifoso dell'ACI Sant'Antonio. Poi lui ha smesso, un giorno mi dice, sai Alfio, non voglio fare più calcio. Si è occupato di teatro nella parte finale della sua vita. Oltre l'attività che lui aveva all'interno del comune, dice mi occupo di teatro. Ci siamo incontrati ad ACI Bonaccorsi in un bar, ci siamo abbracciati e dice sai, sono qui che devo parlare con l'assessore per portare la nostra compagnia a fare qualcosa ad ACI Bonaccorsi. Io ho detto, ma come mai ti sei ridotto a fare il responsabile
dice oramai con il calcio era già esausto. Aveva chiuso. E lui mi ricordo che si allenava a Santa Maria della Stella, la domenica giocava e lui cercava di sistemare gli spogliatoi, il terreno, ed era una persona... Un uomo di campo, un uomo di calcio. Uomo di campo, uomo di scrivania, e le regole che lui sapeva a livello federale li sapeva lui solo e qualcun altro, ma lui andava da lui a dire direttore, signor Licciardello, come si tessera, come si fa un reclamo, era preparatissimo. È disponibile. Disponibilità è vero. 100. Anche noi chiaramente di Penalty ci uniamo al dolore di tutti i familiari e anche di tutta la comunità di Aci Sant'Antonio. Un altro personaggio che è venuto a mancare questa settimana, sembra proprio un destino crudele, è un giornalista di Aciriale, Salvo Sciuto, anche lui tifosissimo della Aciriale, grande realtà nel campo giornalistico locale, un personaggio che ha segnato anche con le sue opinioni un modo di fare calcio e di fare opinione. Lui era un grande tifoso della Aciriale Calcio, ma anche tifoso del Real Aci, perché io lo vedevo anche lì nel classico posto della villa, affacciato, e faceva anche dei commenti importanti, ed era anche lui un grande conoscitore di calcio. Sembrava di no, ma capiva. È vero, è vero. Più di una volta abbiamo avuto degli agganci, perché lui era tifoso, intelligente, certe volte andava anche oltre le rime perché era un tifoso. Ma io non sapevo che era lui giornalista. L'ho capito quando lui un giorno mi disse: San Filippo, sai, vieni, ti faccio un'intervista, perché allora io portai un giocatore alla Aciriale, un certo Rengricca, che si sono innamorati tutti, un illustre sconosciuto che poi si sono innamorati, e lui appena l'ha saputo che l'avevo segnalato io a Sarofodi, che lo portai io, e lui, ecco, è nata questa amicizia, questa figura pulita, di opinionista è sempre piaciuta, perché era diretta, schietta e soprattutto vera. Questa cosa qui lo ha tante volte avevano anche degli altri. attacchi con Francesco La Rosa, però era preparato. Era preparato. E questa è una cosa che veramente appena l'ho saputa non me l'aspettavo. E chiaramente anche per Salvo Sciuto noi di Penalty associamo la nostra presenza e la nostra preghiera anche ai familiari. Bene, abbiamo concluso, seppur in una maniera assolutamente un po' triste, però è anche vero che abbiamo sempre parlato di due uomini di calcio, e in questo caso abbiamo parlato anche di calcio con il nostro ospite Alfio San Filippo, che mi deve dire in maniera molto schietta e veloce qual è il suo prossimo obiettivo, perché lui ne ha tanti, ma ne voglio sapere uno per il 2022. Allora, il mio obiettivo, tu lo sai, l'attività che svolgo nel calcio. L'età avanza, ma io sono ancora abbastanza lucido. Un intenditore di calcio non ha età. Anche quando mi siedo in tribuna già so individuare, già hai capito quello che io so fare di più. E quindi ho degli impegni da poter sviluppare con più persone, però siccome io sono diventato vecchio e desidero che le cose si facciano in un certo modo e non così. Ti scontri con la semplicità di parecchi dirigenti di altre società. Anche perché io la prima cosa che dico, non ho sponsor. E questa qui è una cosa che purtroppo gira spesso. Io non tollero, non la sopporto perché non sono abituato, e quindi non avendo sponsor trovo delle difficoltà, però dico sempre: informatevi quello che ho fatto, quello che so fare. Mi dai un nome di un ragazzo interessante che vuoi consigliare? Avrai sicuramente un nome ce l'avrai sicuro. Sì, l'avrei, ma non te lo dico. Ah, va bene, perché sennò te lo rubano. Certo, una volta succedeva, facevano dei nomi e poi qualcuno se ne approfittava, perché è meschino. Sì, va bene, però te lo dirò dietro le quinte. Va benissimo, ok. Allora io ti ringrazio, ti auguro un sereno 2022, Grazie, fortunato anche per cercare di piazzare qualche giovane interessante che avrai nel tuo taccuino sicuramente. Grazie Ettore, grazie perché mi inviti spesso, mi fai partecipare a delle manifestazioni, a delle situazioni, e ti ringrazierò sempre, anche perché
noi ci guardiamo negli occhi e ci capiamo subito. È vero, d'altra Grazie. parte ci conosciamo da troppo da tanto tempo. Grazie ad Alfio Sanfilippo, ospite in questa seconda parte della nostra trasmissione che si conclude qui. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Noi di Penalty parliamo solo di calcio dilettantistico. Arrivederci a tutti.